Buon pomeriggio. Grazie, allora possiamo prendere posto e ricominciare questa giornata con un argomento interessante. Io non sono uno storico dell'arte, quindi vengo con l'idea di imparare, di conoscere questo artista che ho conosciuto tramite i documenti sotto il profilo umano, imprenditoriale, come vedevamo ieri. E oggi ho l'onore di presiedere, per questo ringrazio la Scuola Grande, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di San Rocco, di questo piccolo regalo che mi fanno lasciandomi precedere. E chiedo ai relatori di oggi di raggiungermi qui alla Presidenza per iniziare un percorso che vedrà porre in luce il Tintoretto giovane. Il giovane Tintoretto anche con diverse attribuzioni che riguardano le opere d'arte. Grazie professor Rossi. Eccoci qua. Quindi a me hanno insegnato sempre a parlare poco per evitare di dire sciocchezze. Quindi il tempo che daremo ai nostri illustri relatori, per i quali credo sia doveroso un ringraziamento, sarà come ieri intorno ai 20 minuti, 25 minuti, poi eventualmente lasceremo spazio al dibattito. E cominciamo con Michel Hockman, dell'École Pratique des Hautes Études, per quanto riguarda il catalogo del giovane Tintoretto. Questo è un tema molto affascinante, strettamente collegato, direi a doppia mandata, con quello della professoressa Rossi, perché proprio sulla figura di Giovanni Galizzi incentrerà la sua relazione più tardi. Quindi la vedo come un binomio circolare, un duerno, come si dice dalle mie parti, circolare sulla figura di questo allora giovanissimo pittore. La parola, Michel. Grazie tante e grazie anche agli organizzatori del convegno di avermi dato occasione di tornare su questo argomento. Il periodo giovanile del Tintoretto è il momento più oscuro, come lo sapete, della sua carriera ed è stato oggetto di ricostruzioni multiple e di pareri molto diversi sulle opere che si possono assegnare a quel periodo e sulla loro cronologia. Bisogna innanzitutto ricordare che il caso di Tintoretto non è certamente unico da questo punto di vista, dato che la ricostruzione della cronologia dell'opera di un pittore e in particolare dei suoi primi lavori è sempre stato uno dei grandi compiti che si sono assegnati gli storici dell'arte, soprattutto quando il loro lavoro è incentrato su quello che si chiama il connoisseurship. Ora si sono costituiti in questa maniera dei corpus di opere abbastanza incerti, il cui rapporto con l'arte matura dell'artista che le avrebbe prodotte è talvolta difficile da percepire e quindi questi corpus fanno nascere dei dibattiti spesso accesi tra gli specialisti. Per dare qualche esempio, ricordo bene le polemiche talvolta violente che sono nate quando, in occasione della mostra del 1998 dedicata a Dosso Dossi, Peter Humphrey e Mauro Lucco misero in discussione il gruppo attribuito da Longhi al giovane Dosso, assegnandolo a Sebastiano Filippi. Per prendere un altro esempio ancora più famoso, possiamo anche pensare alle discussioni che hanno accompagnato le proposte di Gianni Pappi a proposito del maestro del giudizio di Salomone e della giovinezza di Ribera. Tintoretto non è quindi un'eccezione. Come lo sapete anche, per quanto riguarda Tintoretto, l'equivalente alla rovescia, se posso dire, della proposta di Papi a proposito del maestro del giudizio di Salomone è stato l'articolo di Robert Eccles, che purtroppo non è potuto venire oggi, uscito nel 1995 sulla rivista Artibus et Historiae, nel quale questi proponeva di togliere al giovane Tintoretto un numero importante di opere per attribuirle a Giovanni Galizzi, un artista quasi sconosciuto.
Le celebrazioni e le mostre del 2018 e di 2019 sono state l'occasione per tornare su questo problema e vorrei vedere con voi come l'hanno affrontato. Ma a parte le questioni di attribuzione e di cronologia, desidero anche riflettere in una maniera un po' più generale sulla visione dell'opera del pittore, cioè di Jacopo, in questa fase della sua carriera che i diversi organizzatori hanno offerto al pubblico. 2 mostre specifiche sono state consacrate alla giovinezza del Tintoretto nel 2018 e 2019. La prima, pensata da Roland Krischel, è intitolata Tintoretto A Star Was Born nella sua versione tedesca e Tintoret Naissance d'un génie nella sua versione francese, è stata presentata prima al Richardsmuseum di Colonia e poi al Musée du Luxembourg a Parigi. Devo precisare che Roland Krischel mi aveva fatto l'onore di associarmi a questa sua iniziativa come consigliere scientifico. La seconda mostra, concepita da Roberta Battaglia, Paola Marini e Vittoria Romani, ebbe luogo qualche mese dopo all'Accademia, in contemporanea con la grande mostra monografica di Palazzo Ducale. Bisogna dunque vedere innanzitutto come la figura di Giovanni Galizzi e le ipotesi di Eccles sono state presentate in queste varie occasioni. A Parigi e a Colonia si era scelto di affrontare direttamente il problema presentando una delle poche opere certe di Galizzi. Si tratta della pala d'altare che vedete della chiesa di Vertova, datata e firmata 1547, che si è cercato di paragonare con altre opere attribuite da Eccles al pittore. Roland Krischel dedicò una sezione intera della mostra al problema della bottega del giovane Tintoretto, intitolata Partager l'atelier, cioè condividere la bottega, dove ipotizzava che Galizzi sarebbe stato il primo aiuto di Jacopo, rimanendo con lui dal 1544 al 1554 circa, una ricostruzione della carriera di Galizzi un po' diversa da quella proposta da Eccles, che pensava che Galizzi fosse entrato più tardi nella bottega di Jacopo, alla fine degli anni 40, e che vi sarebbe rimasto fino agli anni 60. La mostra di Colonia-Parigi proponeva anche nuove attribuzioni totali o parziali al Galizzi di opere che talvolta Eccles e Ilchmann, nel nuovo catalogo del pittore abbozzato nel 2009 in occasione della mostra del Prado, continuavano a dare a Jacopo, come la Sacra Conversazione, oggi a Cologna, o la Madonna e Bambino di Rotterdam, che venivano presentate a Parigi e Colonia come Tintoret e son atelier, tra parentesi, Giovanni Galizzi. Tintoretto e la sua bottega Giovanni Galizzi. Il problema Galizzi rimaneva invece abbastanza marginale nella mostra dell'Accademia e nella grande mostra monografica di Palazzo Ducale. A Palazzo Ducale si era deciso di presentare Jacopo Tintoretto al suo meglio e quindi di non includere opere di bottega e di conseguenza Galizzi doveva essere assente. All'Accademia, invece, Eccles e Ilchmann, nel loro saggio introduttivo, ripercorrevano la diversità dei punti di vista su quel periodo della vita del Tintoretto, ricapitolavano la bibliografia riguardante Galizzi, ma nella mostra stessa nessuna opera certa di quest'ultimo veniva presentata e nella sua introduzione Vittoria Romani si mostrava abbastanza dubbiosa di fronte alle ipotesi della mostra di Parigi-Colonia e al ruolo conferito a Galizzi da Eccles. Un buon numero delle opere nelle 2 mostre sulla giovinezze erano naturalmente le stesse: l'Adorazione dei Magi del Prado, la Conversione di San Paolo di Washington, il Cristo e i Dottori di Milano, eccetera. La mostra di Venezia sembrava riprendere in parte certe conclusioni della mostra di Colonia a Parigi, ma come appena detto si mostrava abbastanza scettica sul ruolo conferito in quella sede a Giovanni Galizzi. Se la Sacra Conversazione di Colonia era presentata solo come attribuita al Tintoretto,
Vittoria Romani, nel testo della scheda, sembrava pronunciarsi, anche se con una certa prudenza, per l'autografia di quel dipinto, cioè per la sua attribuzione a Jacopo Tintoretto, come in un modo più deciso per quanto riguarda il quadro di Rotterdam che ne deriva in parte. Invece, per quanto riguarda l'Adultera Chigi, una delle opere più discusse in questo contesto, anche se non si pronunciava direttamente per Giovanni Galizzi, Vittoria Romani la presentava come un'opera della cerchia di Tintoretto e quindi non del maestro, e concludeva la sua scheda dicendo, la cito, che la presenza dell'opera in mostra era intesa a esemplificare un gruppo di opere che in un'importante stagione della storia degli studi sono state ritenute di mano del giovane Tintoretto, mentre nella prospettiva odierna sono piuttosto considerate come produzioni di personalità a lui vicine o della sua bottega, ma vedete che il nome di Galizzi non compare. Nell'insieme, la mostra di Parigi-Cologna era più sperimentale, se posso dire, con ipotesi nuove e quadri finora non presi in considerazione. Suscitò per questo delle critiche e dei dibattiti, è una cosa normale. Tra queste proposte più o meno audaci posso ricordare per esempio La lavanda dei piedi di Grenoble, che abbiamo visto poco fa nell'intervento di Erasmus Wedigen, un quadro rovinatissimo che Krischel proponeva di attribuire a Jacopo e datava verso il 1539, facendone quindi una delle prime opere conservate del pittore. Il labirinto di amore di Hampton Court, il paesaggio del quale, secondo Krischel, sarebbe contemporaneo della conversione di San Paolo di Washington. O, una delle cose che suscitò i più ampi dibattiti, il ritratto d'uomo della Galleria Palatina di Firenze, identificato ipoteticamente con Andrea Calmo e attribuito a Tintoretto sulla base di un paragone con uno studio di testa oggi a Hampton Court. A parte il problema Galizzi, la mostra di Parigi-Cologna estendeva l'esplorazione della bottega o dei seguaci di Jacopo alla questione complessa delle pitture per mobili, strumenti di musica, casse o altro, da una parte, e alla presenza dei fiamminghi a Venezia in quel periodo e ai loro rapporti più o meno stretti con la bottega di Jacopo. Da questo punto di vista era esposto un quadro molto problematico, La morte di Adone del Louvre, che, come l'ha dimostrato Vittoria Romani, è servito di modello per una parte delle tele mitologiche conservate ai musei civici di Padova, considerate a lungo opere giovanili di Jacopo. Vittoria Romani era potuto giustamente espellere le tele di Padova dal catalogo di Tintoretto, partendo dal paragone con il quadro del Louvre. Come vedete, queste due tele sono riprese dividendo la composizione del Louvre. La mostra di Venezia, invece, si concentrava per la maggior parte, come ho detto, su opere considerate sicure del pittore, a parte qualche eccezione, e poteva avvantaggiarsi naturalmente della conclusione eccezionale fornita dalla Cena di San Marcuola e dal miracolo dello schiavo. Si notava anche una presenza molto più forte del contesto nel quale operava il giovane pittore, in quanto le prime sale riprendevano la questione del manierismo a Venezia, riassumendo in proposito in una larga misura le ricerche e le analisi di Rodolfo Pallucchini. Nelle due mostre mancavano purtroppo delle opere che sarebbero state fondamentali. Penso in particolare all'Ester e Assuero della Royal Collection o soprattutto all'Adultera di Dresda. Non so perché non prestano quel quadro, perché questo quadro è in buono stato e ho parlato anche con i curatori del Museo di Dresda che mi hanno detto che teoricamente non ci sarebbero difficoltà per prestarlo. Non so perché non le avete avuto. Comunque è un quadro fondamentale che non c'era e queste due tele monumentali segnano il passaggio tra la giovinezza e il miracolo dello schiavo. A Cologna, a Parigi come a Venezia si percepiva comunque fortemente un problema maggiore, cioè lo scarto difficilmente colmabile tra il corpus cosiddetto giovanile
di Jacopo Tintoretto, con le sue debolezze, e l'irruzione incredibile di un'opera come Il miracolo dello schiavo. A Parigi, Colonia, anche se mancava il miracolo, il pubblico percepiva non di meno questa rottura con la presenza di opere magistrali dei primi anni 50, grazie alla generosità dell'Accademia, cioè il San Luigi, San Giorgio e la Principessa e il Peccato originale. Le mostre ci insegnano tanto, permettendoci di paragonare le opere che riuniscono contemporaneamente. Vorrei dunque cercare di condividere con voi le mie impressioni nate di questi confronti. Naturalmente, come sempre in questo campo, si tratta di giudizi soggettivi che forse non condividerete, e devo anche confessarvi che i miei dubbi sono, come penso per la maggior parte degli specialisti, molto più numerosi delle mie certezze. Inizierò con il problema Galizzi. Credo ancora una volta che la presenza della Pala di Vertova a Parigi e Colonia sia stata utile. Dimostra che, contrariamente a quanto detto da tanti specialisti, Galizzi non è un pittore inetto. Certo, la composizione, come vedete, non è molto inventiva. Le proporzioni delle tre figure non corrispondono perfettamente tra di loro, ma, come ho già avuto occasione di dire, l'esecuzione è brillante e soprattutto, se il quadro non fosse firmato, sarebbe stato senza dubbio alcuno attribuito al giovane Tintoretto. D'altronde bisogna ricordare che già Roberto Longhi, vedendo quel quadro, ebbe l'intuizione che una parte del corpus attribuito a Jacopo Tintoretto era di Galizzi. Le somiglianze sono tali che Krischel ha proposto che Jacopo Tintoretto aveva forse aiutato il suo collaboratore e amico per questa tela destinata ad una lontana cittadina. Tutto è naturalmente possibile, ma penso che bisogna evitare le ipotesi troppo fantasiose. Invece, l'avvicinamento di quest'opera con altre poteva confermare almeno in parte le intuizioni di Eccles o di Krischel. Credo in particolare che si poteva essere colpito dalle similitudini tra certi dettagli o certe figure della Pala di Vertova e della Sacra Conversazione di Colonia che, come ho ricordato, Krischel per la prima volta ha proposto di attribuire a Galizzi. C'è, per esempio, come lo vedete, una fortissima somiglianza tra il San Giuseppe di Colonia e il San Giacomo a destra e il San Giacomo di Vertova a sinistra. Più generalmente, la tecnica vibrante, i piccoli impasti sono estremamente simili. E ancora una volta, sulla base delle immagini che vi presento, pochi dubiterebbero che le due opere siano della stessa mano, anche se la composizione della tela di Colonia è certamente molto più inventiva. Ma altri paragoni sono anche possibili. Per esempio, tanti dettagli dell'adultera Chigi possono essere paragonati alla tela di Vertova, come il vecchio a sinistra sullo schermo, e il San Patrizio della Pala di Vertova a destra. Vedete veramente che c'è una similitudine fortissima. O l'adultera stessa a sinistra e la Vergine di Galizzi sono veramente quasi identiche, e se faceste la prova di un esame, penso che senza dubbio attribuirete le due teste ad uno stesso pittore, quindi mi sembra abbastanza convincente. A proposito dell'adultera, devo dire che nella mostra di Parigi Colonia sono stato molto felice di poter vedere riuniti una parte di quei quadri che Pallucchini, nella giovinezza, definiva come opere di medio formato e nelle quali vedeva esercitazioni nelle quali Tintoretto andava sperimentando, lo cito, con freschezza e rapidità di segno, quegli elementi di costruzione spaziale che diverranno essenziali per le composizioni di grande formato. Si sa che la cronologia di quel gruppo di opere è stata anche discussa. Una delle proposte più audaci dell'articolo di Eccles era di spostare l'adultera Chigi, dove sta? Scusatemi.
di spostare l'adultera Chigi molto in avanti, negli anni 60, verso la fine della vita di Galizzi, un'ipotesi di datazione ripresa da Bernard Aikema in uno studio dedicato a Lecce Homo, conservato a San Paolo in Brasile, un altro quadro che faceva parte della stessa serie, secondo Pallucchini. Ora sono convinto anch'io che questa serie non è omogenea. Certe opere sono difatti tarde, degli anni 50 o 60. Sono in particolare completamente d'accordo sulla proposta di datazione di Aikema riguardante il quadro di San Paolo e nella mostra di Parigi ho supposto con Roland Krischel che le Vergini sagge e le Vergini folle di Rotterdam sarebbero da adattare verso il 1555. Ma per me, come per la maggior parte degli specialisti, l'adultera Chigi e i diversi quadri più somiglianti a questa, con un fondale architettonico che dimostra spesso rapporti con Sebastiano Serlio e con il miracolo dello schiavo, cioè l'adultera del Rijksmuseum e il quadro di Greenville, Salomone e la regina di Saba, sono piuttosto degli anni 40. Difatti, la loro presenza simultanea a Parigi e a Colonia dimostrava chiaramente che le opere che avevano scelto di presentare erano della stessa mano e dello stesso periodo. Ma se l'adultera Chigi è di una qualità omogenea e nell'insieme abbastanza alta, non è il caso di tutte le altre tele di questo gruppo dove si notavano difetti molto visibili e figure maldestre, come... Dove sta il pointer? Oh, scusate, ho fatto... sì, come quest'uomo qui, o quest'uomo qua, scusate. Quest'uomo qua, scusate. Che sono veramente abbastanza brutti. O ancora peggio, la prospettiva del tappeto sulla scala. Questi dettagli sembrano rendere l'attribuzione al Tintoretto difficile, ma se accettiamo quella Giovanni Galizzi, che tende ormai ad imporsi a più studiosi, ricordo che è stata anche recentemente ripresa da Giovanni Villa per quanto riguarda l'adultera l'adultera Chigi, allora, ancora una volta, pensiamo che malgrado i difetti che ho appena segnalato, Galizzi era veramente un pittore degno di nota e il gioco delle attribuzioni rischia di diventare ancora più pericoloso e conturbante. Difatti, dove dobbiamo fermarci? Quale limite possiamo fissare al catalogo di Giovanni Galizzi? Ho già avuto occasione di dire che da questo punto di vista non trovo le ipotesi di Eccles pienamente convincenti. Se veramente Galizzi è il pittore dell'adultera Chigi, cosa vieta di attribuirgli altre opere importanti? Le similitudini che ho notato prima, i paragoni che ho tentato, si possono anche fare con opere che sono raramente state messe in discussione. È il caso, per esempio, della messa in salvo del corpo di San Marco di Bruxelles. Vedendo questa tela a Parigi, accanto ai quadri di medio formato dei quali ho parlato prima, mi colpiva quanto fosse simile a loro. Francamente non vedo molta differenza tra le piccole figure di Bruxelles e quella dell'adultera del Rijksmuseum, per esempio, un'opera anch'essa attribuita a Galizzi. L'idea poi che la tela di Bruxelles sia un modello presentato ai dirigenti della Scuola Grande di San Marco nel 1545 circa, per la Sala Grande della scuola, mi sembra altamente improbabile. A parte casi molto eccezionali, come i 2 bozzetti giovanili di Veronese, non abbiamo altri esempi così precoci di bozzetti o di modelli a olio che si generalizzarono solo verso la fine del secolo. Ma vi faccio vedere altri racconti dai quali sono stato colpito in mostra. Per esempio, è possibile che la testa del soldato in fuga all'estrema sinistra della Conversione di San Paolo, a destra, un'opera considerata come basilare e mai messa in discussione per il corpus del giovane Tintoretto, sia di una mano diversa di quella che ha dipinto il personaggio vestito di arancio a destra dell'adultero, a sinistra sullo schermo.
Vedete che veramente queste due teste sono molto somiglianti. Si può pensare ad una semplice imitazione, ma si possono fare tanti altri paragoni dello stesso tipo. Come ho già detto, l'aspetto più o meno inventivo della composizione è uno dei criteri proposti da Eccles per distinguere le opere di Galizzi da quelle del Tintoretto. Siccome la conversione di San Paolo è molto più dinamica dell'Adultera, sarebbe un'opera di Jacopo e secondo la prima ipotesi di Eccles, le opere sarebbero anche distanti da una quindicina o una ventina d'anni. Devo confessare che non riesco veramente a capire come questo sia possibile. Vediamo adesso cosa in questo gruppo di opere si può ancora ritrovare nei primi grandi capolavori di Jacopo. In altre parole, vorrei cercare di capire quali sono i legami tra queste prime pitture e il miracolo dello schiavo, malgrado la rottura che appariva molto chiara ad ogni visitatore tra questi due periodi della carriera del pittore. Come ho detto, da questo punto di vista sarebbe stato molto prezioso poter esaminare da vicino l'Adultera di Dresda. C'è in particolare questo bellissimo dettaglio che è stato pubblicato da Paluchini nella giovinezza delle figure che compaiono sullo sfondo dentro l'arco. Siccome si tratta di figure piccole eseguite in una maniera abbozzata, si potrebbe pensare di ritrovarvi qualcosa del maestro che ha dipinto la conversione di San Paolo. Queste figure assomigliano difatti un po' a quelle della conversione, ma questo parallelo mi pare meno forte di quello tra la conversione e l'Adultera Chigi, che ho segnalato poco fa. Devo dire che trovo altre relazioni forti tra opere della prima maturità di Jacopo e quelle che, come ho detto, sono oggi generalmente considerate come di Galizzi o almeno non di Tintoretto. La maniera di far nascere dal fondo scuro con qualche impasto bianco potente i visi degli apostoli della cena di San Marcola a sinistra è molto vicina alla tecnica dell'Adultera Chigi a destra. Certi visi dell'Ester di Hampton Court sembrano tornare, come vedete, nella tela di Greenville a destra. Nell'Adultera di Dresda si può anche paragonare la vecchia all'estrema destra, vedete sulla destra dello schermo, con la Sant'Anna della Pala di Colonia a sinistra sullo schermo. O il vecchio che ci guarda accanto a questa vecchia, ad un altro vecchio accanto al Salomone del quadro di Greenville. Come vedete, la situazione può sembrare inestricabile. Certe opere, oggi considerate come di Giovanni Galizzi o almeno della bottega, sono tra le più vicine alla fase successiva, quella del miracolo dello schiavo. Ci sono anche rapporti ovvi e molto cogenti, se ci fidiamo ai nostri occhi, tra queste opere galiziane, tra virgolette, e altre opere che tutti oggi sono d'accordo per attribuire a Tintoretto, la conversione di Washington. Cosa dobbiamo pensare? Una soluzione sarebbe di mettere da parte la figura di Galizzi, un po' come faceva la Mostra di Venezia, e di risolvere il problema con un'attribuzione più generica alla bottega del Tintoretto, e anche la soluzione preconizzata recentemente da Aikema a proposito del quadro di San Paolo. Ma ancora una volta sento come Eccles il bisogno di tenere conto della Pala di Vertova e delle tele di Bergamo firmate da Galizzi. Non si può completamente negare il problema, secondo me. Un'altra soluzione di segno opposto sarebbe di attribuire tutto il cosiddetto corpus giovanile a Galizzi, ma credo che nessuno è pronto a una posizione così estrema. Una terza soluzione sarebbe la messa in discussione della connoisseurship, del connoisseurship e dei suoi metodi, i paragoni tra vari dettagli significativi in particolare, e anche della sua utilità. Dopotutto è veramente importante sapere di chi sono queste opere spesso un po' deboli. Forse Tintoretto comincia veramente nel 1547 e tutto quello che c'è prima non ci deve interessare, ma credo che non si risolve un problema ignorandolo. Grazie. Devo dire grazie perché è una relazione molto, molto bella e accurata. Noto
3-4 passaggi che vale la pena richiamare. Prima lui diceva: ho più dubbi che certezze. La ricerca scientifica si basa proprio su questo, guai ad avere dubbi. Al di là dell'elogio del dubbio in sé, io ho un richiamo molto, molto stretto a Leopardi, cerca sempre il vero, ultimamente a Montale, non cerchiamo le cose, non chiederci le parole che squadrano, ma abbiamo sempre guai l'uomo che se ne va sicuro, perché la ricerca scientifica verrebbe meno. Altro passaggio fondamentale riguarda l'euristica delle fonti. Molte delle attribuzioni passano sicuramente dai documenti fiscali, quindi un'indagine anche su quel campo sarebbe interessante, perché mettere oggi sul tavolo uno studio che ha 14 lustri, come quello di Rodolfo Pallucchini, vuol dire continuare la ricerca scientifica in un fil rouge che porta a riscoprire le fonti. E l'ultimo passaggio riguarda il nome di Tintoretto, che è Jacopo. Ieri vedevamo anche nella copertina del libro come lui lo scriva, ma la cosa che a me piaceva è che Michel lo chiamava per nome, non diceva Tintoretto, diceva Jacopo. E questo mi ricorda un altro grande studio di Carlo Ginzburg, quando parlava di Piero della Francesca, dell'indagine su Piero. Questo secondo me è una relazione bellissima. Grazie per averci messo a parte di questi studi. Bene, allora continuiamo con un altro relatore altrettanto importante, Frederick Hickman del Museum of Fine Arts di Boston, perché indaga su 3 anni di mostre recentissime dell'ultimo triennio su Tintoretto, ma soprattutto lui, se potesse in qualche modo mostrare la propria anima, troveremmo scritto XVI secolo, inciso nella Psiche come italiano, che studia oggi l'arte del Cinquecento. Grazie e a te, Frederick. Good afternoon. I must say it's a real honor to be sitting between these two professors, Paolo Rossi and Michel Oschmann. So this is a very pleasing day for me. I should also say about the Dresden painting, it was requested for both the Prado show and Palazzo Ducale in Washington. It might be the size of the picture, if not the fragility. It was denied in both cases. So, as many of you know, I have worked on Tintoretto connoisseurship and the boundaries of the painter's oeuvre in collaboration with Robert Eccles for the past 15 years. Our plan was for both of us to speak today and present 2 lectures, one after another. Unfortunately, Bob learned recently he could not come to Venice, and he apologizes to all of you for his absence from this convegno. Thus, I will present today a portion of our joint observations, and we will wait for the published printed version of the conference to communicate our larger essay on the topic. Modern scholars have seen Tintoretto's portraiture as an exception within his deeply admired production. The portraits are high in quantity, but most of them, this opinion goes, are low in quality. According to this view, only a few portraits seem to be particularly sensitive. The rest were created in a factory, assembly line atmosphere without inspiration. Scholars as varied as Roberto Longhi and John Pope Hennessy made negative determinations about Tintoretto as a portraitist, calling his portraits unmemorable or routine. By contrast, Tintoretto's great cycles in Venice received substantial attention from scholars and veneration from the public, such as those in the Palazzo Ducale, particularly the 4 allegories originally for the Atrio Quadrato, perhaps Jacopo's finest paintings in the building. We see them in the exhibition following the conservation, especially for the 500th anniversary. Above all, Tintoretto's 3 cycles at the Scuola Grandi San Rocco constitute the single greatest monument to his art, with so many of his most ambitious and largest paintings on their original walls and ceilings.
This is the Tintoretto reproduced in art books. As San Rocco reminds us, there is something of a permanent Tintoretto exhibition in Venice, 365 days a year, with many of his greatest works still in the city for which they were painted. This in situ aspect of Tintoretto's work in his hometown was a focus of the conception of the Tintoretto year in 2018-2019. Visitors to the exhibition at the Palazzo Ducale were given a detailed map on paper so that they could visit the coordinated Tintoretto exhibitions at the Galleria dell'Accademia or the Scuola Grande di San Marco, for example, and of course explore the wealth of Tintoretto paintings in more than 30 locations across the city. Such a concentration of Tintoretto paintings in Venice justified a new guidebook, Itineraria Venezia, which included entries on all the autograph pictures by Jacopo, plus a listing of the more important paintings by his bottega. In turn, during the anniversary year, newspaper journalists wrote long articles about visiting every Tintoretto in Venice, a sort of tourist Olympic Games. These articles emphasize both the importance of understanding Tintoretto's achievement in the setting of Venice, in its context, but also the advantages to presenting a retrospective of an artist in a museum context, since this allows comparisons between works, normally in different places, good lighting, detailed labels, a sense of progression, and so on. Tintoretto's deep relationship with his native city was a feature in 3 different documentary films this year. This, you see, is the film produced by the National Gallery of Art and was shown last year in Venice at both the Palazzo Ducale and the Accademia presentations. Yet this focus on Tintoretto in Venice naturally tends to minimize the importance of his portraiture. Most of my research with Bob Eccles has been indeed on the connoisseurship of Jacopo's religious and secular subject pictures. In 2009, we published a long essay on Tintoretto connoisseurship with an appendix, a set of checklists of new attributions and chronology, offering a different, more restrictive approach to his religious and historical subjects. This is a sample from that appendix. We did not address the topic of Tintoretto's portraits. Our 2009 checklist served as the basis for the attributions, chronology, and ultimately the selection of works that came here to Palazzo Ducale or went to Washington. Yet Bob and I have long thought that Tintoretto's portraits are an important part of his achievement as an artist, and that a true understanding of Tintoretto as a portrait painter suffered from similar problems of an overly expansive view of his production. Portraits assigned to Tintoretto seem to be in every museum in the world, and it seems that each auction catalog presents yet another Tintoretto portrait for sale. In May 2018, just a few months before the start of the Tintoretto celebrations in Venice, New York's Metropolitan Museum took advantage of this Tintoretto boom to take session, that is, to remove from their collection and sell a portrait they had owned for 60 years. Although dated 1551 and extensively published, this seems to me fundamentally a weak portrait. It is flat, without a sense of a real person in front of us. It possesses little of the energy or indeed familiarity with the human body we see in religious paintings that are autographed by Jacopo. But despite its evident flaws, this painting earned a very high price at Sotheby's, $325,000, 3 or 4 times its estimate. This raises a question: how to reconcile the dim modern view of Jacopo's portraiture, both the number of weak portraits currently assigned to Jacopo, and also the low opinion of many art historians, the idea that his portraits are not as good a category of art as the rest of his oeuvre. How to reconcile this with the high praise for Tintoretto's portraits in the early sources? That is, what did Cristoforo Sorte, Sir Philip Sidney, Carlo Ridolfi, and other 16th and 17th century writers
What does it mean when they call Tintoretto an outstanding portrait painter? It seems we need to define Tintoretto more clearly as a portrait painter in order to assess this category of his art. The research for the Palazzo Ducale and National Gallery of Art exhibitions and their catalog offered a chance to prioritize specific works for the exhibition and also to review and examine, often in person, a large number of Tintoretto portraits. Scholars often lament that an exhibition catalog should be written and printed after the exhibition is on view, since so many insights and observations happen when the paintings, drawings, etc., are in the exhibition, and they can be compared with one another. In the same light, my short paper today is a chance to review the presentation of portraits in recent exhibitions and offer some observations with the benefit of many hours spent in these exhibitions. As we argue in the essay on portraits in the catalog, which Bob Eccles drafted, we feel our views were confirmed by what we saw in person in the exhibitions. That is, at their best, Tintoretto's portraits should be viewed as a strength within his oeuvre. In fact, we believe his finest portraits can rank at the same level alongside the great portraits produced during the Italian Renaissance for their technical skill, their sense of sitter's personality, and the physical presence. This is particularly true of his great self-portraits in Philadelphia, the young one on the left, and in Paris, some 40 years apart. These are among the supreme independent self-portraits by any Italian painter. The younger painting shows Jacopo at about 28 years old, just before his big breakthrough with The Miracle of the Slave. And then we see in the Paris painting around 1588. He's now about 70 years old, the last one to survive of the big three of Venetian 16th century painting. The 2007 retrospective in Madrid acknowledged the importance of the two self-portraits, with the early one at the beginning and the late one at the end of the Prado installation. Overall, the Madrid presentation was an exemplary, really a very fine show, in part because it proved that one could organize a full Tintoretto retrospective at all, and particularly one could do so even outside of Venice. Yet the portraits did not offer a satisfying presentation in the Prado. There were a few weak works included, but the bigger problem was the installation. The paintings were all arranged in chronological order. Many of the portraits, which are undated or hard to date, were placed next to the religious or mythological painting that seemed to offer a chronological point of comparison. This led, however, as you can see, to exaggerations of scale, where the small portraits appeared as postage stamps next to the looming altarpieces and large laterali. In no part of the Prado show were portraits concentrated, brought together, so it was hard to understand them as a category. Thus, when Bob and I resolved to emphasize portraiture in the 2018-19 Venice and Washington exhibitions, we did this in the catalog with a substantial essay, and particularly in the installations. We repeated Madrid's approach of having a self-portrait as the very first work and the very last work in the show. And there you see in the Palazzo Ducale exhibition, with a very dramatic lighting, the Philadelphia portrait staring a bit aggressively at visitors as they entered the show. With its bold expression of his face, direct eye contact with the viewer, loose and visible brushwork throughout, and a drastically simplified presentation. There's no details of costume or setting or open window to a landscape or furniture or still life objects. This portrait is incredibly important to understanding Tintoretto as a personality and not just a portrait painter. If one thinks about this portrait in the tradition of earlier Venetian portraits, say Giovanni Bellini, Alvise Viverini, Catena, Titian, these all have carefully blended brushwork. The sitter is often gazing off to the side, not straight at the viewer. Tintoretto's self-portrait appears by contrast so abrupt, confrontational, almost like a punch in the face.
It is the first of its kind. It starts a line of loosely painted self-portraits that goes right up to Courbet and Cézanne and Van Gogh. Given the centrality of this work, of this painting, to Tintoretto's innovations as a painter, I would like to salute the generosity of the Philadelphia Museum of Art, who sent the portrait to 4 different venues of exhibitions in the past 2 years. Roland Krischel's exhibitions of Tintoretto's early work in Cologne and Paris, which we just heard about, and then both venues of the Venice, Washington retrospective. More importantly, our installation emphasized portraits by gathering all the other portraits in the exhibition into a single room. In each case, the largest gallery in the suite of rooms in the Palazzo Ducale and the largest space in the space at the National Gallery of Art. If you know the suite, the Appartamento del Doge in the Palazzo Ducale, you know there's a particular challenge. For a start, you have these enormous globes that can't get out the door. They must be incorporated into your design or hidden behind a wall. And there is also a very large T-shaped space that goes all the way through. So a big T-shaped space. These are temporary walls. And a central question to an exhibition in the Palazzo Ducale is what to do with that space. How do you divide it up, or do you leave it entirely open with no added walls? So our strategy was to turn a disadvantage, this large space, into an advantage and create a long rectangular room akin to a Venetian portico, the main hall on the piano nobile of a palazzo. As we know from inventories and other sources, starting in the later 16th century, a portico was often a place for a family to display their paintings, particularly their portraits. By grouping all the portraits into one single room, they had a powerful impact in the exhibition. And by selecting only strong portraits, it was possible to argue that Tintoretto is a great portrait painter after all. So this is the room in Palazzo Ducale with the Doge Alvise Mocenigo family portrait with the Virgin and Child from Washington on the far wall. And then here is the parallel room at the National Gallery of Art. And there, the wall at the end shows the famous Madonna of the Treasurers from the Gallery dell'Accademia. That painting, one of the great group portraits of the Renaissance, was in fact too large to be included in the Palazzo Ducale installation. It could not get around the doors or through the doors. As museum visitors looked at these portraits brought together in one room, we were reminded that these people are the patrons of Tintoretto. These same individuals also would have commissioned other kinds of paintings. They would have bought other works from Tintoretto, or they served on committees that commissioned paintings in the government or in scuole, etc. Portraiture is thus a vehicle for Tintoretto's market. Looking at these portraits, it's also worth considering a related idea, that of Tintoretto's personality. Many writers on Jacopo, from Rodolphi to Jean-Paul Sartre, and also we in our catalog, emphasize an occasionally aggressive or assertive personality. This is supported by stories of aggressive marketing tactics, an avant-garde approach to compositions and brushwork, his scorn for the conventional idea of a finished painting. His pictures were often described as looking as if they're still just sketches. At the same time, the abundance of portraits, and there are so many Tintoretto portraits, must mean that Tintoretto could turn on the charm, that he was a pleasant person. If he had developed a reputation for being unfriendly, he never would have had so many portrait clients. I suspect that the number of quality portraits, with a direct gaze from sitter straight to viewer, and a strong sense of the person's personality, means that it was enjoyable to spend time with Tintoretto. Bob and I had several goals in choosing the portraits. The first was the work should be by Jacopo himself. They should be high quality and, whenever possible, in good condition. We also hoped to offer a different selection from those shown in earlier exhibitions, such as the 2007 exhibition in Madrid or the 2012 exhibition in Rome. For example, the Prado show exhibited 15 portraits,
But if you combine both venues, Palazzo Ducale and Washington, we presented 20 portraits, including 3 group portraits, which did not go to the Prado. Only 9 of the 20 portraits, in fact, were repeated for Madrid, and the quality was as high, or perhaps even a little higher, than in Madrid. The level of quality was kept high because each exhibition included several real prizes or treasures. The Madonna of the Treasurers going to Washington from the Accademia, or, for example, the Vincenzo Morosini. This was lent by London's National Gallery only to Venice. This was the first time it had ever been lent abroad. Similarly, the Man with the White Beard from Vienna was lent only to Washington as a special concession to Washington. Bob Eccles decided, and I agree with him, that this portrait particularly is essential to understanding Tintoretto as a portrait painter. The work is deceptively simple. It is a great example of an unadorned aesthetic. It is very plain. There is no indication of room or window or furniture. His costume is dark, only with brown fur trim. Yet we can feel his presence as another human being right in front of us. He is life-size. He looks right at us, meeting our gaze, as if he has just turned to face us. There are marvelous details of wrinkles on the face, his beard, the hair of his beard, the veins and bones in his hand. Also the touches of white in his eyes. We can really sense the volume of the skull, and the eyeballs sit comfortably in their eye sockets. The Man with a White Beard, with its simplicity of presentation, direct gaze, and the feeling of capturing a single moment in time, thus offers an important link, a connection to the 2 self-portraits. Together, these 3 works illustrate Tintoretto's portrait formula at its best. Of course, Tintoretto did not invent the direct gaze or the austere setting, but he combined these strategies to create a personal aesthetic, one that would be enormously influential, not just to his Venetian contemporaries, but also to portrait painters of later generations, particularly El Greco, Rubens, Velázquez. There was also a recent discovery in the exhibition. In 2015, this painting was consigned to an auction at Sotheby's in New York with an old attribution to Cariani. I recognized it, in fact, I thought, as an early Tintoretto, painted about the time as the Philadelphia self-portrait. And here we see the photograph, its appearance at the time of the New York auction. It was acquired by a private collector. The portrait underwent a conservation treatment. Old retouchings, particularly on the cuffs, were removed. And what comes after the old retouchings and the darkened varnish, we see much more convincing three-dimensional volume. The opportunity to study this painting in the same room as accepted Tintoretto portraits made clear that this work possessed the same proportions, the same direct gaze, focus on the face, and minimization of costume and setting, all characteristics of Jacopo. We feel confident that the Man with the Red Beard, and here you see it there, the far right here in Washington, feel confident this is by the same hand as the paintings on either side of it. I found the comparison very persuasive with the Man with the White Beard. It also fits in, I think, very closely in the same year or so as these other important early Tintoretto portraits, one at the Kröller-Müller Museum in Otterlo in the Netherlands, the other in a private collection that have been exhibited in other shows. Happily, Bob and my focus on portraits in this exhibition was shared in many other of the Tintoretto shows the last 2 years. For example, in addition to the Philadelphia self-portrait, the Cologne exhibition, A Star Was Born, included a number of important portraits the curator considered fundamental works of the painter's first decades. Here in Venice, at the exhibition at the Galleria dell'Accademia, on the topic of Il Giovane Tintoretto, included among the many impressive loans in that exhibition this portrait of Niccolò Doria, a full-length portrait of a young nobleman from Genoa. It's now in a private collection, and this portrait was also shown in Cologne, so it received a lot of attention.
Even an exhibition of contemporary art, images of the human face and body, in Venice, used a Tintoretto portrait as a point of departure. This exhibition, Dialoghi Contemporanei con Tintoretto, was at the Galleria Giorgio Franchetti and used this important early Tintoretto, permanently displayed at the Cadoro, that of Niccolo Priuli, as a foundation to consider what it means to paint the human figure in 2018. Across the Atlantic, the Metropolitan Museum cleaned their finest Tintoretto portrait. You see that in the middle of the wall, the biggest one. And they produced a small exhibition for the Tintoretto year. This was called Celebrating Tintoretto, Portrait Paintings and Studio Drawings. This exhibition received a lot of attention, in part because it was in New York. They included a number of small, sketch-like portraits. Perhaps these were preparatory for larger, more finished portraits, and a number of paintings, portraits that were new to the literature or almost completely unknown. I would like to conclude with a few observations made while studying the portraits in the exhibitions in Venice and Washington. Again, the paintings that were in this room here at Palazzo Ducale and the similar room in Washington. I want to think about the question of Tintoretto portraits of women, to think about Tintoretto's female portraits as a category. We knew, as we planned the exhibition, we could not just have paintings of old men with beards. There had to be some variety in the show. That would be monotonous. Ridolfi claims that Tintoretto produced excellent portraits of women, and he describes some of these. And the one picture accepted by all scholars as a portrait of a woman by Tintoretto is the painting on the right there, the so-called Widow from Dresden. She does not make eye contact with the viewer, but rather looks away, which might be an understandable expression for a widow. So it was a priority for us to borrow this picture, the widow in Dresden plus the woman in red from Vienna, so we could have some variety in our room in the exhibitions. 2 years ago, Bob mentioned to me his private doubts. Was the woman in red really by Jacopo? It felt a little off, he said, as a Tintoretto to him. But since it is still a strong painting, and an exhibition offers an excellent opportunity to test theories, we agreed that we wanted the painting for both Venice and Washington. We discussed it as an autograph painting by Jacopo in the catalog and in the labels, though we noted that according to costume expert, a woman in London, Jane Bridgman, the dress did not seem Venetian. Venetian women often wear dresses with a square neckline. This higher neckline would seem closer to the dresses worn on the terraferma. After spending hours thinking about this portrait in the exhibition, I now share Bob's doubt. Here you see a shot of the Washington exhibition with the great painting from the Ateneo Veneto of St. Jerome through the doorway. Look at the two paintings. The picture of a woman seems to be on a completely different scale. Nearly all of Jacopo's portraits have a certain size head and body. The woman in red, however, is definitely smaller. She seems to be the product of a different artist. Indeed, I'm now wondering, not only did this woman live on the terraferma, but perhaps the painter was also from the terraferma. To me, this portrait has a little bit of Brescia in it. And the Washington version exhibition allowed us to settle, to our satisfaction, an enduring mystery, that of the handsome portrait of Vincenzo Capello in Washington. This is a really beautiful, powerful portrait of an important commander in the Venetian Navy. He died in 1541, but its attribution has wavered. Most scholars have concluded this was created by Titian, although there is a difference of opinion on whether it was painted during the lifetime of the sitter, that is, by 1541, or if this was a posthumous portrait. For example, Peter Humphrey, in the National Gallery of Art's recent online catalog, said it was by Titian, but dated it to the 1550s, so therefore well after his life. Other opinions, such as early publications by Bernard Berenson, and more recently, Roger Rurik, saw this as by Jacopo Tintoretto. While the light reflecting on the armor seems to be classic Titian to me,
I've long felt that the face, with its dry presentation of brushwork, looks very much like a head by Jacopo. Comparisons with photographs of certain Tintoretto paintings, such as the stern portrait of Giovanni Mocenigo in Berlin, this is an outstanding example of Tintoretto's skill in depicting old men, were very interesting. It seemed an opportunity not to miss, to bring, at least briefly, the portrait of Vincenzo Capello, which lives in Washington at the National Gallery of Art, next to the Giovanni Mocenigo and other portraits. So this year, on July 8th, the day after the Washington exhibition closed, staff at the National Gallery moved the portrait temporarily from the Titian Room to the Tintoretto exhibition. Alas, we did not confirm a new Tintoretto that day. Comparing it to the Berlin picture and also to the great Man with a Golden Chain from the Prado made clear this was not by Jacopo. Except for the face, this portrait doesn't work as a Tintoretto. It makes much more sense as a Titian. Too bad. I should emphasize that this was a decision undertaken by several scholars present that day, not just Bob and me. Besides several curators from the National Gallery of Art, we had some guests from Venice to Washington. They had come as couriers to transport their paintings back to Venice. And here we see Bob and me, but also art historian Stefania Mazzon from the Ateneo Veneto and Roberta Battaglia from the Galleria dell'Accademia. Together, as a group, we agreed that Capello was a Titian, not a Tintoretto. We hope that Tintoretto himself would agree with our conclusion. Grazie. Come ritratto non sfiguravi. Bene, dicevo prima dell'elogio del dubbio, alcune visioni sono un po' apodittiche, però la sostanza è che abbiamo ancora molta strada da fare anche sul fronte della cronologia, della indicazione delle tappe. Queste sono tematiche molto, molto fitte, molto serrate, perché dopo 3 anni di mostre ci sono indagini ancora attive, ancora fervide, che possono squarciare dei mondi molto interessanti. Tra l'altro il Tintoretto ritrattista ha una serie di immagini che proprio lo fanno comprendere, anche avendo una visione comparativa tra tutti i dipinti che abbiamo visto sparsi nel mondo, da Madrid a Dresda, a Washington, a Londra. È una indagine molto, molto interessante che davvero merita approfondimenti. Bene, ora torniamo a Venezia. Le prossime 3 relazioni sono praticamente della Serenissima, perché anche con Bergamo siamo in territorio della Serenissima, e adesso abbiamo il piacere di avere una di casa, la professoressa Paola Rossi, proprio che chiude quel cerchio che abbiamo aperto prima su Giovanni Galizzi come imitatore. Grazie professoressa. Le mostre scusate, spero che la mia voce regga. Le mostre non dipende le mostre aperte nel corso del 2018, organizzate per celebrare i 500 anni dalla nascita di Jacopo Tintoretto, in particolare quelle di Colonia, Parigi e Venezia, Gallerie dell'Accademia, sulle quali l'odierno convegno apre una nuova occasione di riflessione critica, come stiamo ascoltando, hanno avuto come tema ricorrente il riferimento al catalogo dell'artista, rivisitato soprattutto per la fase giovanile e riproposto alleggerito di un numero rilevante di opere assegnate a Giovanni Galizzi. Quest'ultimo è divenuto così il più prolifico seguace o addirittura collaboratore di Jacopo Tintoretto, a seguito delle ipotesi formulate a partire dal 1995 da Robert Eccles e ribadite in più ampia stesura nel 2009 dallo stesso studioso e da Friedrich Ilkmann. Su tale complesso problema attributivo è quindi continuata la discussione, già oggetto di parecchi interventi,
durante il convegno veneziano del 2015. Non poteva essere altrimenti di fronte alla nuova fisionomia assunta dal poco noto e documentato Galizzi, un profilo forzato al quale non corrisponde la qualità delle opere che lo costituirebbero. I limiti del pittore bergamasco sono evidenti nei rari dipinti, firmati o documentati, termini di confronto che danno la concreta misura delle sue doti modeste, estranee anche a scarti qualitativi di lieve entità del Tintoretto. Come ho già scritto, non rimandano necessariamente a un'altra mano. E, aggiungo, parimenti non appoggiano l'ipotesi di una diretta collaborazione in contrasto con quanto le fonti riferiscono sul carattere e sulla sensibilità del Robusti, soprattutto nei suoi anni giovanili. I termini di confronto permettono invece di collegare altri dipinti che riflettono la suggestione e l'imitazione del Tintoretto, collegare alla mano di Galizzi, costituendo un'utile premessa per la redazione di un suo nuovo catalogo più limitato ma più credibile. Segnalo innanzitutto, dovrei sapere come si va avanti. No, basta che me lo dica. Benissimo. A destra, grazie. Segnalo innanzitutto a tale proposito un esempio che ritengo significativo. Si tratta della Madonna col Bambino tra i santi Felice e Fortunato della chiesa di Santa Maria Assunta di Malamocco, collocata su un altare dedicato ai due martiri protettori di Malamocco, un dipinto, questo, rimasto senza autore dopo le replicate reazioni al reboante annuncio giornalistico del 1990 di Vittorio Sgarbi, che segnalava la scoperta di un'inedita opera di Jacopo Tintoretto, un'attribuzione non più ripresa e sostenuta dallo stesso critico. Nella nota ci sarà tutto con abbondanza, mi riferisco alla bibliografia. L'assegnazione che propongo a Giovanni Galizzi trova conferma nel confronto con i dipinti documentati del pittore, a cominciare, adesso la stiamo vedendo, dalla Madonna col Bambino della collezione Agliardi di Bergamo, in origine al centro del Polittico del santuario di Santa Maria Nascente sul monte di Sombreno, in provincia di Bergamo, recante la data 1543 e il nome di Giovanni Galizzi reca sempre la pala e l'indicazione di Venezia quale luogo di esecuzione dell'opera. Dunque, avanti. Ecco. Dalla Cimasa, con il Padre Eterno, un tempo parimenti facente parte del Polittico e tuttora rimasto a Sombreno, sembrano ripresi i cherubini e ancora gli impacciati angioletti assomigliano a quelli appena più disinvolti della pala, qui appaiata, della chiesa del convento di Bagolino, in provincia di Brescia, pala raffigurante l'Assunzione della Vergine con i 12 apostoli, pala assegnata a Galizzi da Eccles, che ha ragione, nell'articolo del 95, ha respinto l'attribuzione al Tintoretto giovane sostenuta da Guzzi in Arte Veneta 1988. La bibliografia, ripeto, è tutta nelle note. Nella pala di Bagolino si coglie inoltre un gusto decorativo,
si veda la resa di alcune vesti, che richiama stilemi dei Madonneri, presenti anche in opere giovanili del Tintoretto, che li espresse in termini ben più raffinati, come si constata in alcune Madonne con il Bambino, oggetto di larga diffusione e di successo, che poterono stimolare la natura imitativa di Galizzi. Tra queste Madonne va di nuovo inclusa la Madonna con il Bambino di collezione privata svizzera, proveniente dalla collezione Broglio di Parigi, ritenuta opera di Galizzi da Eccles, ma recentemente restituita al giovane Tintoretto da Donati. Alla citata Madonna con il Bambino della collezione Agliardi, che stiamo rivedendo, si ricollegano invece altri dipinti estranei e robusti, che possono allinearsi alla produzione più spenta di Galizzi, al quale va confermata la Madonna Immacolata con il Bambino della collezione reale di Hampton-Court. E si veda ancora la Madonna con il Bambino tra i santi Giovanni Battista e Giuseppe della parrocchiale di San Giovanni Battista di Meduna di Livenza, attribuita dopo il restauro del 94 ai, cito, modi di Jacopo Tintoretto da Paola Battistella, ma successivamente, nel 98, ritenuta da Fossaluzza insieme all'ultima cena che mostrerò tra poco della stessa chiesa, spettante all'attività giovanile di Jacopo Tintoretto. Nel saggio introduttivo del catalogo delle mostre di Colonia e Parigi, Krischel ha giustamente osservato che lo stile delle due opere si avvicina a diversi dipinti assegnati a Galizzi. Aggiungo che la Pala di Meduna, la cui esecuzione non dovrebbe discostarsi nel tempo di molto da quella di Malamocco, richiama, soprattutto nella caratterizzazione tipologica di San Giuseppe, la pala del Museo di Santa Maria Assunta di Vertova, in provincia di Bergamo, firmata da Galizzi e indicata dipinta a Venezia nel 1547. Anche tratti tipologici della cena appena citata, che ora faccio rivedere, si ricollegano al dipinto di Vertova. Si osservino i volti di alcuni apostoli, la resa delle vesti e delle mani affusolate. Dai dipinti appena considerati affiorano chiaramente la natura e l'intento imitativo di Galizzi, pronto a sostituire il giovane Tintoretto, già nel corso della sua rapida affermazione veneziana, a sostituire nella realizzazione di opere destinate alla provincia, come la Pala di Meduna, che secondo l'ipotesi di Battistella potrebbe collegarsi alla committenza del ramo dei Michiel de Meduna. I limiti assegnabili alla produzione più modesta di Galizzi sono stati, in gran parte, riconosciuti dalla critica, che ha pure evidenziato il contrasto con altri dipinti di più alto livello qualitativo a lui attribuiti, ritenuti da reinserire nel catalogo di Tintoretto. E questo è il caso, è stato citato prima, di due tele, Cristo e l'adultera di Palazzo Barberini di Roma e del Rijksmuseum di Amsterdam, espunte entrambe dal catalogo di Jacopo Tintoretto dai citati studiosi americani con l'attribuzione cerchia del Tintoretto, ci traduco, probabilmente Giovanni Galizzi, con l'aggiunta per il dipinto romano di un possibile collaboratore.
hanno raccolto queste due tele le maggiori perplessità della critica, tuttora divisa sia nelle attribuzioni che nelle datazioni proposte. I due dipinti sono stati esposti nelle mostre di Colonia e Parigi, con l'attribuzione di Roland Krischel a Tintoret e Atelier, tra parentesi Giovanni Galizzi. Secondo Krischel, Galizzi sarebbe responsabile dell'esecuzione delle figure, tra le quali l'immagine dell'adultera, studiata scrupolosamente, cito questa volta traducendo, rivelerebbe il controllo esercitato da Jacopo. Nella mostra veneziana delle gallerie dell'Accademia era presente solo la tela di Palazzo Barberini, con l'indicazione di cerchia del Tintoretto, che offriva l'occasione a Vittoria Romani, autrice della scheda del catalogo, di segnalare la complessità del problema, ancora aperto, legato ai più recenti orientamenti della critica. La qualità espressiva e la scioltezza compositiva delle due opere sono ricorrenti nella produzione giovanile del Tintoretto, ma non emergono dagli esempi anche migliori di Galizzi, che certamente rivolse l'attenzione alla verve narrativa del Robusti, ma non seppe trarre insegnamenti dalle sue impaginazioni spaziali di ampio respiro. Sembra suggerirlo l'esempio di un dipinto che propongo quale altra aggiunta a un catalogo rivisitato del pittore bergamasco. Il dipinto, che alla mia sinistra, è una grande tela, misura centimetri 160 per 236, per dare un'idea, fa parte della Pinacoteca Martini di Carezzonico, dove figura con il titolo di Predica di Cristo e l'attribuzione a Jacopo Tintoretto, avanzata nel 1992 da Egidio Martini, che pubblicò l'opera, allora di collezione privata, assegnandola alla fase giovanile del Tintoretto, antecedente di poco l'Ultima Cena di San Marcuola, una datazione, 1547, ripresa da Filippo Pedrocco nel 2001. L'attribuzione, che a quanto mi risulta non è stata finora contestata, non convince. In particolare, il confronto con le tele di Roma e di Amsterdam, rimostro quest'ultima, rivela una qualità esecutiva diversa e modesta, comune alle opere ascrivibili a Galizzi. Si osservino ancora una volta la resa delle vesti dalle pieghe minute, le mani affusolate, la mimica gestuale, i profili dei volti femminili. Inoltre, nella scena affollata di personaggi su uno sfondo piatto, senza profondità, si coglie l'incapacità dell'artista di mutuare dal Tintoretto le impaginazioni prospettiche aperte dei fondali architettonici. Spero che gli esempi del mio intervento possano offrire qualche suggerimento utile per la definizione di un nuovo catalogo di Galizzi, ritenuta necessaria da più voci della critica. Tuttavia, il problema della scuola e dei collaboratori del Tintoretto si presenta tuttora per lo più molto aperto, pur in misura minore per il figlio Domenico, che ha acquistato una fisionomia abbastanza precisa grazie a una buona conoscenza, in parte anche documentata, della sua produzione autonoma. Alcune opere esposte alla mostra di Palazzo Ducale dimostrano però, anche in questo caso, la necessità di una rivisitazione dei problemi attributivi, per alcuni dei quali la soluzione è ritenuta avvallata da dati tecnici e forniti dalle radiografie. Mi limito a un esempio.
relativo alla Natività del Museo of Fine Arts di Boston, un dipinto da me in passato nel 1982 e nel 1984 attribuito al periodo giovanile, tra la fine del IX e l'ultimo decennio del secolo, di Domenico Tintoretto, al quale ho assegnato il disegno degli Uffizi, che qui vediamo appaiato, 13.025F, preparatorio per la figura di Sant'Anna. Nel catalogo della mostra madrilena del 2007, Ilkman ha respinto l'attribuzione a Domenico, sostituita da quella a Tintoretto e Bottega, ipotizzando un intervento di Domenico nelle scene L'adorazione dei magi e l'annuncio ai pastori, ai margini della tela. Nel citato elenco, stilato nel 2009 con Eccles, era ancora indicata la paternità di Jacopo Tintoretto, ritenuta degli anni '80, includendo, traduco, il riuso di precedenti figure, Tintoretto assistito da un altro pittore, e si segnalavano le radiografie rivelanti cambiamenti sostanziali nella composizione e nel formato. Appunto, i risultati delle radiografie sono stati pubblicati nel catalogo della mostra di Palazzo Ducale, nel saggio di Krischel, intanto vediamo, intitolato Tintoretto al lavoro. Sto mostrando la prima delle radiografie che corrisponde appunto a quella pubblicazione appena citata. Lo studioso, cioè Krischel, ritiene che le figure della Vergine e di Sant'Anna, rivelanti un Tintoretto di alta qualità, probabilmente degli anni 50, siano state prese, sto sempre citando, traducendo, prese da una tela precedente e inserite nella composizione attuale, presumibilmente databile agli anni 70. Aggiunge l'ipotesi che la parte inferiore, sempre della rivelata dalla radiografia, appartenesse in origine a una pala d'altare raffigurante Cristo crocifisso, pianto da santi e angeli librati in aria. Nella nota di commento, redatta nello stesso catalogo da Eccles e Ilkman, si compendia questa opinione, che accompagnava anche la didascalia del dipinto esposto nella sezione della mostra dedicata al riutilizzo. Ovviamente la nuova datazione proposta esclude l'ipotesi di un intervento di Domenico, completo o parziale, ma è proprio quanto svelato dalle radiografie che, a mio parere, rimette in discussione la sua intera paternità del dipinto. Infatti il Cristo crocefisso, e rivediamo una radiografia che documenta quello che sto dicendo, per il Cristo crocefisso permette di ipotizzare che a Domenico spetti anche questa prima idea, poi sostituita con la Natività. Mi suggerisce tale ipotesi la crocefissione che stiamo vedendo con i santi Rocco e Pantaleone. Il dipinto è indicato appeso il dipinto che stiamo già vedendo, naturalmente la crocefissione, è indicato appeso sulla parete della scala di accesso al tesoro della Scuola Grande di San Rocco. È indicato come opera in tale ubicazione come opera di Domenico da Urbani de Gelthoff ancora nel 1901. Aggiunge il de Gelfo, collocata in origine sul vecchio altare della sagrestia della chiesa di San Rocco. In precedenza
Gianantonio Moschini nel 1815 aveva citato l'opera in un luogo interno, non meglio precisato, della chiesa. Cito: una tavola con Cristo in croce e di santi Pantaleone e Rocco, e al basso il ritratto d'un cappellano in cotta e stola, opera di Domenico Tintoretto. Nell'ubicazione originaria si trovava all'epoca di Marco Boschini, che nelle Minere, cioè nel 1664, lo ricorda quale tavola d'altare di Domenico Tintoretto, Cristo in croce e i santi Rocco e Pantaleone. La somiglianza con l'immagine radiografica è limitata alla posizione delle gambe inchiodate del Cristo, ma i profili dei due santi richiamano quelli rispettivamente di San Rocco a sinistra, sempre lo si vede nella radiografia, e di San Pantaleone, ripreso alla lettera nel volto del pastore, in questo caso barbuto, della Natività. Nella radiografia la mimica gestuale delle due figure, in particolare quella di Sant'Anna, la resa delle vesti dalle pieghe zigzaganti, si veda San Rocco della crocefissione, concordano con i tratti del disegno degli Uffizi, che rivediamo 13.025F. Quanto appena fatto notare permette quindi di assegnare a Domenico anche l'abbozzo per una crocefissione realizzata in anni più tardi in forma diversa. L'abbozzo costituì invece una prima idea adattata alla Natività, nella quale, come appena accennato, i dettagli erano già, le due estremità della tela erano già stati collegati alla sua mano. D'altro canto, la visione diretta del dipinto di Boston, tra i migliori del giovane Domenico, certamente allora più sensibile agli insegnamenti paterni, rivela un'uniformità nella resa pittorica riscontrabile nelle opere più valide dell'artista, ma venuta meno nella sua fase tarda. Una rivisitazione della sua produzione giovanile sarà di aiuto anche per la revisione del catalogo di Galizzi, del quale alcune opere sono talora state confuse proprio con quelle di Domenico. A conclusione del mio intervento ricordo soltanto l'esempio costituito, che stiamo già vedendo, dell'adorazione dei pastori del museo di El Paso, del Museo d'Arte di El Paso, dove il dipinto figura con l'attribuzione a Galizzi. L'opera è invece assegnabile a Domenico, come ho già scritto nel 1982, segnalando, tra l'altro, proprio la somiglianza del dettaglio dell'annuncio ai pastori con quello della Natività di Boston. Grazie. Bene, grazie alla professoressa Rossi perché ha tracciato un quadro di un imitatore incauto e imprudente, come fu quella grida di attribuzione di un dipinto altrettanto imprudente e incauta. E qui trovo una incapacità di Galizzi di mutuare, sì avete capito a che mi riferisco, di mutuare la visione prospettica. C'è un passaggio molto, devo dire, molto delicato, molto in punta di penna e di fine dicitura riguardo proprio a un confronto dal quale Galizzi esce non sconfitto, ma sostanzialmente
reso impotente di fronte alla magnificenza di Tintoretto. Certo, un commento così forse leggero: se Galizia avesse saputo che mezzo millennio dopo sarebbe arrivata la professoressa Rossi a... Comunque aggiungo non solo la profondità, ma anche le figure. Certo. E non è un caso che determinati soggetti siano proprio quelli più copiati. Facendo questo lavoro, lo aggiungo molto rapidamente perché mi rendo conto che ho dovuto rilasciare, ma riprendendo in mano l'argomento, ho trovato tante di quelle copie di opere del Tintoretto che effettivamente rientrano in questo successo che ebbe e che lo portò a essere imitato. E poi soprattutto perché di Galizzi le opere sicure sono poche, a mio parere. Certo, certo. Mutuando la filologia è un archetipo abbastanza copiato, da cui in una visione dell'antigrafo diventa sicuramente perdente e sfuma proprio tutti i dettagli, quasi fino a scolorire. Bene, allora adesso un illustre cittadino di Venezia, Gian Domenico Romanelli. Non credo di non dover nemmeno tentare di presentare Nico Romanelli, quindi gli cedo volentieri la parola perché la sua sarà una relazione interessante che riguarda proprio le luci ed ombre, e sulle ombre di Tintoretto che volano verso la luce della vita, della luce che sprigiona vita. Era un maestro. Nico, a te. Grazie. In questi ultimi anni mi sono più volte chiesto, con particolare insistenza poi nell'occasione del centenario tintorettiano, il perché di un certo insistito rifiuto e fastidio degli storici dell'arte nei confronti di contributi non rigorosamente, disciplinari, a proposito di suggestioni, ragionamenti, proposte provenienti da extramenia, da chi è estraneo alla cittadella della storia dell'arte. E questo rifiuto si è concretizzato, a me pare, talvolta in una vera e propria rimozione, espressione che merita di essere evidentemente presa in considerazione, se non in termini clinici, ma quantomeno come strumento di definizione di una attitudine. Per uscire dalle immagini, intendo parlare questa sera di due testi che a mio giudizio sono dei testi fondamentali, che spesso vengono indicati come ben celebri, ma che celebri non sono, tanto è vero che non vi si fa ricorso come a mio giudizio essi meriterebbero. Si tratta del ben celebre Séquestré de Venise di Jean-Paul Sartre e dall'altro di un testo che è all'origine quasi dell'intervento sartriano ed è un altro testo francese pubblicato peraltro sull'État moderne, quindi in una rivista fondata e diretta da Sartre, che è di Jules Villemoin, La personnalité esthétique du Tintoret. Sono testi che fatichiamo a trovare nelle bibliografie tintorettiane. Sartre ricorre perché obbligatoriamente uno non può far vedere di non conoscere Sartre. Villemoin invece è scomparso, salvo Paola Rossi, che lo ha citato nella bibliografia della sua monumentale opera fatta assieme a Pallucchini e che rimane un punto di riferimento obbligatorio e insuperato per quanto riguarda gli studi tintorettiani. Partiamo proprio da Pallucchini che, come sempre, nel suo metodo
assolutamente razionale e cartesiano, vorrei dire, procede con grande geometria nel suo lavoro e fa precedere o fa seguire la trattazione specifica dell'artista o del periodo preso in considerazione con una vasta e sempre puntuale rassegna critica. Infatti Palluchini cita e riassume in maniera molto onesta, pur rilevando il suo dissenso per alcuni aspetti, il volume di Jean-Paul Sartre. E lo tratta con una attenzione del tutto particolare, anche se evidentemente limita la portata delle suggestioni che vengono da quel testo. Fra l'altro il testo di Sartre è un testo molto composito, che soltanto recentemente, nel 2005, è stato tradotto in italiano, ma anche edito nella sua completezza e con i titoli originali in Francia, per una cura molto attenta, per cura di Michel Sicard. Dicevo, fra l'altro, prima di entrare nel merito, perché vorrei un po' riassumere questi testi, questi interventi, vorrei segnalare una coincidenza abbastanza singolare, ma che non è del tutto peregrina. Sia Sartre che Vuillemin finiscono la loro attività di studiosi con 2 testi dedicati a Venezia. Sartre pubblica infatti nel 1981 quello che attualmente è stato recuperato il testo originale, il titolo originale, quel volume su San Giorgio il Drago, e che è stato temporaneamente chiamato Les produits finis du Tintoret, e Vuillemin termina invece la sua attività attiva di studioso con un testo dedicato interamente a Venezia, semi-autobiografico, che si chiama Le Miroir de Venise. E Miroir non è casuale, è una specie di rivisitazione autobiografica partendo da Tintoretto e da altre suggestioni per accostare questa artista e questa città in maniera assolutamente inscindibile, cosa che fa abbondantemente, come poi avrò modo di spiegare, anche Sartre. Devo dire che Palluchini, adesso non sto a citare esattamente, ripeto che è come sempre puntuale e onesto nelle sue rassegne critiche. Palluchini dice che indubbiamente è suggestiva, anche se forzata, l'interpretazione del filosofo francese in chiave marxista del fenomeno produttivo tintorettesco. Cioè Palluchini sa che Sartre non entra nel merito di carattere di ordine filologico, ma sul problema, sulle modalità della produzione di Tintoretto. E fra l'altro della sua bottega, che chiama con una definizione abbastanza curiosa e singolare, che poi vi dirò. Il riassunto di Palluchini, ripeto, è molto attento, è un po' ingeneroso nei confronti di Sartre, che dice: se il filosofo francese avesse seguito meglio lo sviluppo dell'attività artistica del Tintoretto, Sartre l'ha seguito meglio, ma ha scelto un'altra chiave di lettura. In fondo, conclude Palluchini, e qui è molto interessante la sua considerazione: il ritratto che il filosofo francese tratteggia di Tintoretto, anche se colto da un punto di vista marxista. Questo è un peccato d'origine che evidentemente riduce la portata, ma storicizziamo la cosa, no? Anche se colto da un punto di vista marxista, è ancora tardoromantico, che è espressione che utilizzeranno, o meglio che avevano utilizzato, perché viene prima i testi sia di Sartre
Cul du Vieux Man, che avevano utilizzato anch'essi la definizione tardoromantica o romantica di Tintoretto. La capacità profetica, c'è un carattere profetico nelle tele del Tintoretto che è in anticipo, è Sartre, sul suo tempo. La capacità profetica dell'arte rispetto alla storia è uno dei scusate, non è, in questo caso è il presentatore, e cioè Sicard. In questo caso, dunque, è uno dei temi principali dell'estetica sartriana. In questo ancora romantica, ma gioca anche sui tasti del post-romanticismo. L'artista profeta diviene un maledetto. L'artista profeta diviene un maledetto. E questo tema del Tintoretto, pittore maledetto, è un tema che ricorrerà costantemente in tutta la trattazione, in tutte le trattazioni di questi nostri due autori. Paluchini quindi, ripeto, correttamente censisce e presenta l'idea la posizione di Sartre. È più curioso che una delle migliori studiose del nostro secondo Cinquecento, e che redige il più bello dei testi nel catalogo della mostra di Palazzo Ducale, Stefania Mason, invece liquidi in maniera più sbrigativa Tintoretto. Dice infatti Stefania: l'identità sociale di Jacopo è spesso basata su sostanziali equivoci. Per riprendere poi in nota un esempio rilevante è il noto saggio di Sartre che definisce Tintoretto un uomo di fuori della società. Allora, perché in una storica d'arte, ripeto, credo che sia uno dei cavalli migliori che corre su questo nostro terreno, liquida in qualche modo in maniera così drastica Sartre? A mio giudizio, la risposta ce l'abbiamo proprio nelle parole del curatore, dicevo prima, del Sequestre de Venise, Michel Sicard. Cosa dice Sicard, infatti? Ve lo leggo, sono poche righe. Il saggio su Tintoretto potrebbe essere una riflessione sullo stile. Non di Tintoretto, aspettate. Allo stesso modo in cui il pittore si riconosce nei suoi quadri moltiplicando gli squilibri e le cadute, lo stile di Sartre coltiva le irregolarità barocche. La sua scrittura è più lavorata, la più incisiva, più caratteristica di quanto sia mai stata la sua verve, ed è anche più letteraria. Un eccesso di correzioni caratterizza il metodo di scrittura, non smette di moltiplicare gli effetti e le metafore, i giochi sugli ossimori, sino a far faville. Cioè, il testo di Sartre non è un testo filologico, non è una biografia romanzata, è una composizione, è una invenzione, è una creazione che ha le caratteristiche che indicava Sicard, per cui va letta in quanto tale. E noi in quanto tale dobbiamo prenderla non come un intervento polemico o non polemico di carattere e di ordine filologico. Se noi leggiamo Sartre accettando e tenendoci su questo livello, le indicazioni da quel testo che a noi possono derivare sono preziosissime. E io ne indico soltanto qualcuna, tanto per riassumere la cosa. Questa riflessione sullo stile e il giudizio e la comprensione che noi dobbiamo avere nei confronti dello scritto di Sartre è quello che in qualche modo ci salva rispetto all'errore di strumenti con i quali abbiamo rischiato di affrontare un testo complesso, peraltro, quello di Sartre, poetico, retorico, pieno di contrasti e pieno di paradossi. Credo che il paradosso sia lo strumento principale del testo steso da Jean-Paul Sartre. Dicevo, noi non possiamo, interpretare il prologo di Giovanni con le litanie lauretane. Siamo su livelli, piani assolutamente, anche se parlano delle stesse cose.
anche se parlano le stesse cose, la santità piuttosto che altre. Poi su San Giovanni magari torniamo brevemente per altre ragioni. Comunque, da Sartre accettiamo, o credo che dobbiamo accettare, questa indicazione, questa chiave di lettura. Cito alcune altre suggestioni fortissime dentro al testo sartriano. Questo carattere profetico delle tele del Tintoretto, che è ribadito e continuamente ripreso, che poi porta a quella definizione di autoriconoscimento come pittore maledetto, che è la conseguenza di una volontà di antivedere e di prevedere il futuro sulla base dei ragionamenti e delle acquisizioni che l'artista riesce a fare. Poi c'è un altro testo, un altro passaggio di Sartre che a mio giudizio è molto importante, ed è quello in cui si dice che non solo che Tintoretto non uscirà mai da Venezia, è cosa che sappiamo, salvo quelle piccolissime escursioni che sono ben note, ma dicono solo non esce mai di Venezia, ma si identifica totalmente immagini, concezioni, struttura mentale e così via con la città. È un'altra brevissima citazione. Il Tintoretto, questo è Sartre direttamente, ha portato il lutto di Venezia e di un mondo, ma quando è morto nessuno ha portato il suo lutto. E poi è calato il silenzio. Delle mani ipocritamente pie hanno steso un velo sulle sue tele. Strappiamo questo velo nero. Stava parlando del velo nero nella Venise par ma fenêtre, che riporta o rinvia al doge Falieri, eccetera, eccetera. Troveremo un ritratto ricominciato 100 volte. Quello di Jacopo, quello della regina dei mari, come preferite. La città e il suo pittore hanno lo stesso volto. La città e il suo pittore hanno lo stesso volto. Queste sono delle suggestioni, evidentemente, che non hanno nulla a che fare con le analisi filologiche attributive, spesso autoreferenziali, ma che sono invece delle sollecitazioni a noi di valutare la figura di Tintoretto con strumenti nuovi e tra l'altro nella globalità della sua proposta culturale. Quindi il pittore si identifica con la città, è il primo dei pittori maledetti, è un pittore che stabilisce un rapporto problematico, come sappiamo, con Tiziano. Non sto a leggervi altre citazioni, soltanto una, continuando sul discorso di prima. La pittura di Tintoretto è innanzitutto il rapporto passionale di un uomo e di una città, cioè ancora una volta Sartre identifica il pittore con la città e viceversa, ma non perché la ritragga, evidentemente sarebbe ridicolo, non fa vedute di Venezia intese in senso tradizionale, si identifica con la città dal punto di vista complessivamente globalmente culturale e come suggestioni. L'ultima delle novità, saltandone altre, delle novità o delle acutezze che troviamo nel testo di Sartre, è allorché introduce il tema della tecnica cinematografica, che Tintoretto monti delle grandi scenografie, lo hanno detto in molti e a volte in maniera anche molto dettagliata e molto interessante, con delle spiegazioni anche fra la costruzione del teatro, la ripresa dei tableau vivant che scorrevano per la città durante la Quaresima, oppure più direttamente addirittura con la pratica teatrale. Tra l'altro segnalo un testo bellissimo che non trovo da altri citato, che è quello su Shakespeare, Tintoretto ed Henry James, che porta anche qua
delle chiavi, che è di Sergio Perosa, che porta delle chiavi di lettura che sono assolutamente nuove, non soltanto genericamente è uno scenografo, è un grande scenografo, individua parole specifiche del mondo del teatro e realtà del mondo della pittura che coincidono per dare delle impressioni e per dare delle suggestioni che sono perfettamente coincidenti. Quindi, come diceva James, Shakespeare è il più grande poeta di tutti i tempi, così Tintoretto è il più grande pittore di tutti i tempi. C'è questa passione di James per Shakespeare e per Tintoretto, ripeto, nel saggio di Sergio Perosa è perfettamente, lo hanno fatto anche altri, ma è perfettamente messo a fuoco. Dicevo, il cinema. Cosa fa Sartre? Ricordatevi del primo Ben-Hur. La cinepresa era stata piazzata in una buca. Dei cavalli ci galoppavano sulla testa con i loro grossi zoccoli. Era l'epoca dei pionieri che maltrattavano il pubblico. Ci mollavano davanti a dei carri e poi un attimo dopo questi ci passavano sopra. E avanti continua con questa sua immagine. Applica questa sua considerazione a Tintoretto e dice: Jacopo è il primo che ha osato scavare una fossa davanti ai suoi personaggi e scendervi. In realtà la fossa è immaginaria, si è accontentato di sopraelevare le sue figurine di cera secondo la solita ripetuta e devo dire anche consunta citazione dei teatrini che si faceva in casa per studiare le luci e il modo di cadere delle pieghe delle vesti. Ecco, io dico, e chiudo con Sartre evidentemente, io dico che dentro a queste letture, dentro a queste pagine, dentro a questa forsennata ricorso ai paradossi, alle immagini, alle illuminazioni, alle improvvise colpi di flash con cui Sartre costruisce il suo discorso, il suo ragionamento, probabilmente potremo pescare suggestioni, indicazioni per fare dei passi avanti che, lasciatemelo dire, non mi pare che in queste mostre si siano state, salvo marginalmente per alcuni fatti di carattere squisitamente filologico. Veniamo invece ad altri ragionamenti. Tra l'altro, per chiudere veramente su Sartre, io vi ricordo soltanto 2 righe con le quali Sicard chiude la sua lunga e interessante introduzione al testo. Sicard dice: Sartre amava Tintoretto. Non amava né Flaubert né Baudelaire, che sono altre monografie celebri di Sartre. E conclude: lo amava per la sua virulenza, per la sua frenesia, per il suo modo di lavorare, per il modo con cui si impone su un tessuto sociale particolare come quello del secondo Cinquecento veneziano. Chi non vede in questo modo, cioè nel modo di lavorare e di scrivere di Sartre, l'occhio critico, è divenuto una formidabile macchina, non solo di comprensione, ma di trasformazione del reale. Cioè è fortemente creativa questa scrittura, come è fortemente creativo il testo sartriano, in cui l'oggetto d'arte resta l'esploratore piazzato agli avamposti. Sarebbe bene forse leggerlo intanto, tutto, e utilizzarlo, credo, per suggestioni importanti. Un critico, uno storico, recentemente ringraziava gli eredi di Sartre di avergli fatto conoscere un testo fondamentale, uno di questi che è compreso all'interno di questo, cioè vuol dire che non lo ha utilizzato, insomma, fino ad oggi, fino a quando un erede Sartre gli ha segnalato che esiste, il che non è del tutto secondo me corretto. Veniamo velocemente a Vuillemin, che inizia il suo testo con una affermazione, cioè che sarà ripresa anche da Sartre, cioè il pittore maledetto. Il problema che si pone
Vuillemin è quello di studiare e di evidenziare le strutture logiche che supportano la pittura di Tintoretto. Ed è una ricerca che Vuillemin fa applicando e utilizzando strumenti critico-letterari abbastanza articolati. Fra l'altro, per evitare equivoci, non vorrei che qualcuno pensasse che Vuillemin è un dilettante che si mette a sprologare su Tintoretto. È un accademico di Francia, è l'uomo che porta all'Institut Foucault, che lavora con Merleau-Ponty, quindi è un personaggio di primissimo piano. È il fondatore dell'epistemologia e dell'epistemologia applicata alle scienze del mondo francese, quindi è un personaggio ben attrezzato dal punto di vista culturale e dal punto di vista filosofico. Cosa dice? Cosa fa? Quali sono gli elementi che Vuillemin trae fuori dalla pittura di Tintoretto? Li riassumo in maniera che rischia anche di essere un tradimento del discorso. Comunque chiedo alla vostra fantasia eventualmente di integrare le debolezze della mia esposizione. Intanto individuo il tema della formazione di Tintoretto, che è segnata da un suo fallimento iniziale, cioè il rifiuto. Si trova orfano di maestri perché dopo qualche giorno, secondo la tradizione, viene espulso dall'atelier di Tiziano. Quindi soffre di questo orfelinà, come lo chiama Vuillemin, che Tintoretto deve rimontare, deve ricostruire per superare questa condizione di difficoltà. Poi, per superare questa sua condizione, inizialmente per un lungo periodo, questa è l'interpretazione che dà Vuillemin naturalmente, adotta un criterio lo chiama di rivalità imitativa, e cioè Tintoretto, per strappare anche committenze sul panorama artistico veneziano, religioso e laico, dipinge come. E chi gli chiede vorrei una veronese, lui dice ma io ve lo faccio ancora meglio veronese di quanto potesse fare Veronese, come sappiamo, no? Sono gli aneddoti diventati letteratura. Quindi deve recuperare questo gap nei confronti del maestro assoluto riconosciuto e che, come diceva Sartre, per anni e anni ha consolato principi, re e imperatori per dimostrare che viviamo nel migliore dei mondi possibili, e questo sarebbe Tiziano. Deve superare quindi con questa modalità di ricostruzione il suo gap iniziale. Ma il discorso diventa molto più interessante non tanto quando adotta i criteri della psicanalisi per leggere e decifrare, o quelli che aveva applicato di critici come Chris sulla tematica dell'artista o le tematiche dell'artista psicotico. No, dice, non c'è questo problema, però uso lo stesso questi strumenti perché possono esserci utili a meglio capire il percorso artistico e culturale di Tintoretto. E individua modalità diverse e fondamentalmente contrapposte, proprio in questa operazione di ricostruzione, tra i soggetti profani e i soggetti religiosi. Gli uni sono portatori della componente classico-lirica, gli altri, quelli religiosi, sono portatori della componente drammatica e violenta. Questo fa sì che, tra l'altro, consente al nostro critico di uscire da quella contrapposizione, però andiamo avanti, forse dopo viene più chiaro, da quella contrapposizione, volevo dire, tra riforma o non riforma, è artista della riforma o artista della controriforma, è artista che segue movimenti ereticali o è un artista che mette in pratica le direttive del Concilio di Trento, articolando e moltiplicando gli accessi e
le fonti della formazione e dell'adesione culturale di questo personaggio, Vuillemin riesce a sottrarsi al condizionamento della scelta binaria, bianco o nero, riforma contro riforma, per individuare invece un terreno articolatissimo di influssi che, come tanti torrenti, portano al grande fiume del discorso tintorettiano la loro acqua e lo moltiplicano, lo arricchiscono, dandogli profondità e dandogli anche grande versatilità. Salto evidentemente una serie di cose. C'è un problema poi, due temi fondamentali che dominano la produzione matura di Tintoretto. Sono il tema, ed è preso naturalmente dalla terminologia psicanalitica, il tema della regressione e il tema della restituzione. Il tema della regressione si manifesta nei dipinti di Tintoretto in forma di distruzione dello spazio, esplosione quindi delle scene, con la distribuzione degli elementi, che possono essere i corpi, che possono essere elementi architettonici, sui bordi, cioè verso l'esterno del dipinto, e invece una restituzione legata questa è la regressione. La restituzione invece è legata al peccato, al tema del peccato, e quindi i soggetti religiosi che vivono in forza del colore e della luce. Del colore e della luce, lo dice esplicitamente Vuillemin, con un cortocircuito di grandissimo interesse. Allora, che Tintoretto esce fuori da questa analisi? Di un artista che non è certamente né un teologo, questo lo diciamo da anni e anni, né un esegeta delle scritture, né un predicatore. È un personaggio che trasforma in forme, cioè in linee, colori usati, e luci evidentemente e ombre, usati opportunamente e secondo il suo linguaggio specifico, trasforma quelle suggestioni e quelle indicazioni che i suoi suggeritori, cioè coloro che costruiscono i cicli e le trame che deve dipingere, che deve illustrare, le trasforma in segni, in forme, in parole della pittura. E la sua grandezza è in questa, non nello scegliere un soggetto piuttosto che un altro soggetto. Anche la stessa dibattuta questione della Eucaristia sotto le due forme o sotto le tre, o sotto la forma soltanto che è della tematica e del dibattito sulle scelte tridentine, per Tintoretto arrivano come un elemento finale di un suo percorso che si completa nella forma, ma che evidentemente sono altri a governare e a suggerirli. Il tema invece della luce e dei contrasti chiaroscurali sono squisitamente tintorettiani. Ed è questa l'altra enorme, strepitosa, grandissima novità. Prendete la scuola grande di San Rocco, il piano superiore. Era ritenuta quel salone che fino a quando i confratelli decidono di incaricare qualcuno di realizzare dei dipinti, dei teleri, grazie mille, era coperta dalle famose canevasse con figure che erano stracciate e che erano ormai impresentabili, quindi andavano sostituite. È una parete quella che ci troviamo di fronte quando saliamo lo scalone e approdiamo sul grande salone della scuola. Era una parete impossibile, perché aveva tutte le finestre che abbagliano tuttora. La sfida che deve affrontare il Guardia Grande e i suoi tecnici è quella di non far abbagliare chi arriva là in alto. Tintoretto non solo non si preoccupa di questa situazione, ma la trasforma a proprio favore e rende e utilizza il buio della notte, che fra l'altro è un buio della notte fortemente carico di valenze morali e spirituali, le trasforma in vantaggio per sé. Tanto è vero che, se avete presente, le scene che vengono sono le scene più alte di quella pittura fantasmatica
con i personaggi soltanto disegnati in bianca e che sono senza volume apparentemente e che evidentemente sollevano e portano in primo piano con una evidenza clamorosa proprio come si dice, la teoria di cavalieri, di personaggi che stanno avvicinandosi al fiume dove avviene il Giordano, dove avviene il battesimo di Cristo. E poi c'è un altro tema che mi è molto caro e che non ho trovato neanche questo nel nostro catalogo, e cioè che tipo di scelte la scuola fa, non Jacopo, fa per quanto riguarda i cicli decorativi, i cicli sia neo che veterotestamentari. E lì c'è evidentemente una identificazione che è stata parzialmente fatta di chi li suggerisce e chi fa le scelte. Più volte è stato detto, ci sono scene rappresentate da Jacopo che ci sono soltanto nel Vangelo di Giovanni. E quindi evidentemente vi sono delle scelte che vengono fatte sulla base di questa soluzione. E d'altra parte il Vangelo di Giovanni è proprio quello, prima lo dicevo, che parte con il famoso prologo, la luce, ma gli uomini non l'hanno riconosciuta. Ma su questo non voglio insistere perché sono cose che voi sapete. Chiudo con una notazione. Non è possibile parlare della Scuola Grande di San Rocco se non partendo dai testi che sono stati prodotti negli ultimi 20 anni da Anna Palucchini, che è un punto di riferimento obbligato, da Silvio Tramontin, altro punto di riferimento obbligato, e da Antonio Niero, ci dando un panorama della situazione diciamo così spirituale della Chiesa veneziana, culturale, teologica, senza il quale la Scuola Grande di San Rocco e altre molte cose rimangono delle lettera, non dico morta, ma rimangono parzialmente mute. Per cui occorre riandare a quei testi perché pongono le basi di un modo di affrontare la pittura e la storia culturale di questa città e della sua pittura in maniera che non sia esclusivamente formalistica. Ma se fosse stato letto Women con un po' di attenzione, avremmo trovato un'altra suggestione che poi non ho ritrovato altrove. Cioè lui non dice soltanto che le interpretazioni dei cicli di San Rocco si possono tradurre con il metodo della coincidenza o del completamento delle suggestioni dell'Antico Testamento nel Nuovo, cioè la famosa Biblia Pauperum e le tavole della Biblia Pauperum. Tra l'altro, per piacere, basta scrivere che la Biblia Pauperum è la Bibbia dei poveri. Non è la Bibbia dei poveri, cioè di coloro che sono indigenti, che non possono permettersi di studiare. Si chiama Biblia Pauperum Predicatorum. È il manuale dei predicatori che trovano le coincidenze fra Antico e Vecchio Testamento e le utilizzano nelle loro omelie. Omelie che dagli anni 30 e 40 in poi sono cambiate radicalmente nel mondo veneziano. Anni 40-41 non solo nascono i gesuiti e altre forme nuove di aggregazione per l'efficacia dell'attività pastorale, ma soprattutto il Papa, con un suo breve, decide la suddivisione, dopo litigi infiniti, dei francescani in 3 famiglie. Gli osservanti, i minimi e i cappuccini. E i grandi predicatori del secondo Cinquecento sono i cappuccini, quelli che cambiano le modalità. Non sono i gesuiti, che non hanno vocazione da omiletica, ma sono i cappuccini che se ne fanno carico. Le descrizioni dell'efficacia delle prime prediche dei cappuccini negli anni 40 già sono straordinarie da questo punto di vista. Vi consiglio di andarle a vedere per capire, a parte che serve leggere anche le prose sacre degli scrittori profani, a cominciare da Aretino. Se volete capire come è costruita
il presepe di Tintoretto o l'Annunciazione, andate a leggere la descrizione che viene fatta da Tintoretto su come, da Aretino, dove è nato Cristo, e c'è un tetto sfondato e c'è questo di legno e c'è quell'altro le mezze colonne abbattute perché sono l'antichità. Certo che hanno un significato legato alla vecchia e alla nuova religione, sì, vecchio e antico, però insomma sono anche delle suggestioni precise, delle indicazioni, addirittura delle annotazioni dal libretto d'opera. Finisco, dicevo, alla fine Vuillemin ci dà un'ulteriore suggestione che va verificata, e cioè dice: i cicli tintorettiani a San Rocco, chiesa e scuola, sono la messa in forma delle giornate di Ignazio di Loyola per i grandi esercizi spirituali. E lui dice: la Chiesa rappresenta il primo giornato perché raffigura questo, questo e questo, il piano terra perché rappresenta quest'altro, cioè dà un'interpretazione. Io non dico che sia l'interpretazione giusta, vera, unica, però può essere uno di quei molti torrenti, dicevo, che portano e arricchiscono il grande fiume della pittura e dell'arte e della genialità di Tintoretto. Avrete sicuramente capito quanta vis oratoria vi sia e quanta ne scateni Tintoretto su questo. E 2 o 3 chiose rapidissime. Qui abbiamo sentito una rassegna della bibliografia più marginale, se vogliamo, ma altrettanto importante. E poi una interpretazione, un'esegesi del contesto, anche sulle aggettivazioni tardoromantico, marxista. Bisogna capire il contesto nel quale ci si muove per comprendere la provenienza e l'eziologia di alcune affermazioni. Su invece Tintoretto scenografo, benissimo Crozza-Lanza, benissimo Shakespeare, ma il più grande scenografo di tutti i tempi fu Manzoni. Se voi aprite Promessi Sposi, lì è un copione da scenografo quando comincia a descrivere quel ramo del lago di Como. E per quanto invece riguarda l'etichettatura di Tintoretto, come diceva il poeta, sfugge la grandezza ad ogni etichettatura. È qualcosa che non è possibile etichettare. Bene, professor Villa, l'ultimo intervento, molto, molto interessante, tratta di 150 anni, 1 secolo e mezzo di esposizioni. Tintoretto è un figlio di Venezia che lascia tracce ovunque, tracce di qualsiasi tipo, artistico, di natura documentale e via dicendo. Quindi l'esposizione di Tintoretto. Mi permetto in punta di piedi di suggerire un sottotitolo: Actio ad exhibendum Jacobi. Questa è l'esposizione, l'ostensione di Tintoretto. Professore, tocca a te. Buonasera a tutti. L'esporre Tintoretto si riassume in realtà, prima delle celebrazioni di quest'ultimo biennio, in 3 mostre. 3 mostre che nascono nel 1937, la grande operazione di Nino Barbantini, che in realtà per tanti aspetti non abbiamo ancora superato. La mostra del 2007 del Prado di Madrid, quindi 70 anni dopo, e la mostra di Scuderia e Quirinale del 2012. La mostra del 1937 è una mostra che viene, diciamo così, lungamente preparata per creare l'immaginario di Tintoretto, e come data iniziale ho messo quel 1835 in cui Mary Weston Chapman, cioè la grande paladina dell'antischiavismo e l'abolizionismo statunitense, trascrive un testo di William Wells Brown destinato a descrivere il miracolo dello schiavo. Il miracolo dello schiavo di Tintoretto nel 1835 diventa, sul Liberator di Boston, il manifesto dell'antischiavismo americano.
Perché questo? Perché già in realtà Tintoretto è iniziato a essere dagli anni 70-80 del Settecento oggetto di celebrazione. Qui vi mostro semplicemente 2 tavole del Palais Royal, quindi della grande collezione di un museo della pittura di ogni tempo, eseguite a celebrare 2 opere tintorettiane da tempo ormai in Francia. Ma nello stesso tempo si sta sviluppando quella logica già tutta ottocentesca di creare il personaggio attraverso il mito di una vita, e quindi sul Cosmorama pittorico del 1839 appare la casa di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, e altrettanto rapidamente sull'Illustrated Time abbiamo Tintoretto e la figlia, quindi Tintoretto al capezzale della figlia malata, che diventerà un elemento iconico per tutta la pittura romantica e tanto Ottocento. La vedete in Francia, ma la vedete ovviamente e soprattutto nel grande dipinto di Eleuterio Pagliani, che diventa immediatamente un'immagine iconica trasmessa dalla Galleria Nazionale di Milano a tutta Italia. Ed è un'immagine, quella di Tintoretto, che si rifà inevitabilmente al dipinto che un po' tutti abbiamo utilizzato dal 1937 ad oggi come chiusura delle mostre, diciamo così, senza molta fantasia per certi aspetti, cioè il ritratto finale di Tintoretto, che qui vedete nella prima incisione che gli viene dedicata nel 1821, che diventerà poi un tema spesso ripreso, tanto che abbiamo decine di incisioni legate soprattutto a che cosa? Legate soprattutto all'immagine che ne aveva dato Manet nella sua copia del 1854, definendolo uno dei dipinti più belli del mondo, e quindi collegando inevitabilmente a una logica impressionista il nostro Tintoretto, lo veicola immediatamente fuori dalla prospettiva romantica, traghettandolo all'interno di una modernità che diventa anche la modernità della comunicazione del tempo. Quindi qui vi mostro delle figurine che facevano parte, forse vi ricordate, le figurine Liebig, che nascono dal mondo tedesco e dal mondo francofono, in cui Tintoretto non veniva raccontato attraverso i suoi dipinti, ma attraverso quest'ultimo ritratto. Ebbene, tutto questo prepara quello che è in fondo un discorso centrale, il discorso presentato proprio alla Regia Accademia di Belle Arti in Venezia nel 1876 da Ferdinando Galanti. E anche qui, se ci pensate, noi non siamo andati troppo distanti, ma non solo da questo discorso, ma anche dal discorso che nel 1813 faceva Prosdocimo Zabeo, raccontandoci come il massacro degli innocenti fosse un modello sublime di immaginare e di ammirabile disposizione, immediatamente ponendo l'accento sia sul michelangelismo sia sul cosiddetto non finito e abbozzato tintorettiano. Perché quello che invece ci viene raccontato nel 76, non ve lo leggo tutti, ma immediatamente ne cogliete esattamente i termini: ama Michelangelo studio, stusa gessi cavati da marmi antichi, li esamina, li notomizza, li modifica, li accoppia a mezzo di lucerne, tante nuove difficoltà, vuol studiare il vero, e sostanzialmente alla fine arriva a far modelli per soffitti e crea nella sua immaginazione un mondo che direi aereo, cioè è tutto il mondo vasariano e ridolfiano che viene ripreso e riportato in auge e risottolineato. Allora, questo preambolo è quello che porta immediatamente un Naia a inserire nelle cartoline veneziane ovviamente il Paradiso, i grandi capolavori delle chiese veneziane di Tintoretto, proprio sottolineando che tutto questo lo fa il fotografo di Sua Maestà il Re d'Italia con le medaglie alle sue esposizioni, ma porta anche dal 1846 in poi alla divulgazione di Tintoretto, ed è una divulgazione che significativamente non avviene in Italia, ma avviene immediatamente nel mondo anglosassone, nel mondo francofono. Riconoscete le copertine di quelli che erano, diciamo così, i classici dell'arte, Rizzoli, Antelitteram o i maestri di colore Fabbri. Diventano ovviamente le monografie di Leipzig, in questo caso quella di Tode dedicata a Tintoretto, ma anche
il volume della Pittaluga, che inizia un approfondimento nuovo e differente. Lo Jetti, che ricordate nel 1928 mette insieme artatamente in un saggio post mortem Tintoretto, Canova e Fattori, e Moschini che ci dà la Vulgata per l'Istituto Nazionale Luce. Allora, questo è il retroterra con cui si trova a confrontarsi Nino Barbantini nel 1937, accanto a un retroterra che è diventato immediatamente anche quello del mercato, perché Tintoretto diventa il protagonista delle Winter Exhibition alla Burlington House, diventa il protagonista delle campagne, diciamo così, d'asta anglosassoni degli anni 10, 20 e 30, e quindi si rende necessaria una sua celebrazione che avviene immediatamente dopo quella di Tiziano. Il 1935 è quello in cui viene celebrato qui a Capesaro la mostra di Tiziano, e viene celebrata significativamente da Nino Barbantini. Nino Barbantini è stato oggetto di un bellissimo convegno, mi pare alla metà degli anni 90, a Venezia, che ne ha risottolineato l'eccezionale importanza, ma come al solito sono passati 30 anni e di nuovo ce la siamo dimenticati per certi aspetti, perché Barbantini, un ferrarese, che a Ferrara ha realizzato quella che forse è la mostra più importante del secolo, cioè la mostra sulla pittura ferrarese del Rinascimento, in cui è andato a rompere con la tradizione storico-artistica di un Venturi che voleva portare avanti i suoi studi sulla cultura ferrarese e proporre nuovi materiali di studio e di confronto. Una mostra in cui Longhi voleva esserci e Barbantini non lo inserisce, e questo è da tener conto per quello che sarà da un lato l'Officina Ferrarese, ma anche e soprattutto certa irritazione nei confronti dei veneziani esaltati proprio da Barbantini. E Capesaro diventa la protagonista di questa storia perché? Perché nella Biennale del 1934 vengono celebrati i 40 anni, Capesaro viene svuotata, il piano nobile rimane vuoto e quindi è perfetto per celebrare Tiziano. E è perfetto per celebrare 2 anni dopo in continuità Tintoretto, un Tintoretto che diventa immediatamente qualcosa di particolare. Guardate cosa scrive Barbantini: mi sono proposto prima di tutto di rinunciare all'avventura attraente ma pericolosa delle scoperte. Mi è sembrato preferibile lasciare agli studiosi e agli esperti la briga di raccattare le briciole e la responsabilità di azzardare le ipotesi. Meglio cogliere qui i capi d'opera sicuri ed illustri, perché Barbantini si pone un problema. Allora, Tintoretto è nella Vulgata, ma Tintoretto ovviamente non lo conosce nessuno del grande pubblico. Quindi dobbiamo dare le icone, dobbiamo portare il re a inaugurare la mostra, dobbiamo variare ovviamente l'urbanistica veneziana, perché qui vi rendete immediatamente conto che davanti a Capesaro non c'è un approdo, ma viene strutturato tutto un approdo ligneo intorno al palazzo per rendere massimamente agevole l'accesso, e all'interno sostanzialmente Barbantini attua quella macchina di comunicazione che ha fatto sì che in fondo la mostra di Tintoretto del 37 sia la prima grande mostra della storia in assoluto, perché non c'è nulla che gli si possa paragonare. Qui entra il re che si trova nella prima sala del piano nobile queste opere: la presentazione di Maria della Madonna dell'Orto, la cena da Santo Stefano, le nozze di Cana della Salute, la discesa di Cristo al limbo da San Cassiano, il miracolo di San Marco di Brera e il miracolo dello schiavo dalle gallerie dell'Accademia. Allora, in questa mostra vengono portate 82 opere, di cui 24 dalle chiese veneziane, su 29 chiese che sappiamo coinvolte, e poi si arriva a 130 opere con la scuola grande di San Rocco. L'aggiunta consultiva di quest'opera è un manuale Cencelli, perché abbiamo Ferdinando Forlati, Vittorio Moschini, Giulio Lorenzetti, Italico Brass, Mariano Fortuni e Ludovico Foscari, cioè quelli che diventeranno i protagonisti della generazione e mezza successiva. Nello stesso tempo, che cosa fa il nostro Moschini? Crea i primi cataloghi dotati di schede storico-critiche
leggibili davanti alle opere e di immediata comprensione. E arriva poi a dirci una cosa che oggi ovviamente guardiamo a volte con un sorriso. Gli insegnamenti, gli esempi di Tiziano, di Tintoretto e di Veronese hanno dominato la Spagna del Greco, di Velázquez e di Goya, le Fiandre di Rubens e di Van Dyck, l'Inghilterra dei ritrattisti e dei paesisti del Settecento e del primo Ottocento, la Francia dei romantici e degli impressionisti. Vuol dire che tutta la grande pittura, tutta la vera pittura che è stata fatta in Europa, dal Cinquecento ai giorni nostri, è raccolta nel segno luminoso della scuola veneziana. Questo era il sunto e la logica delle biennali d'arte antica, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Biennali d'arte antica aperte da questa. Allora, guardate le date, febbraio 37, aprile 37. Siamo alcuni mesi prima dell'inaugurazione della mostra. Barbantini inizia a far uscire degli opuscoli che hanno nel risvolto di copertina manifestazioni dell'estate veneziana, monumenti e musei di Venezia, e si aprono raccontando che cos'è Venezia e perché quel modello di Venezia che si vuol proporre è il modello reale. Pensate alle date, siamo nel 37, in pieno fascismo, e il modello non è un modello italiano, è un modello veneziano di una Venezia che appartiene, lo sappiamo storicamente, a tutt'altro ambito culturale. Quindi si apre il quaderno con la Scuola Grande di San Rocco. E poi abbiamo la prima lingua, che è il francese. Ci si sottolinea che quasi tutte le opere prodotte in questo fascicolo figureranno all'esposizione. Abbiamo la pubblicità del Museo Correr, abbiamo la pubblicità della mostra delle feste e delle maschere veneziane a Carrezzonico, abbiamo solo al centro, dopo il tedesco e l'inglese, finalmente l'italiano, il ritratto. Abbiamo un unico grande saggio, che è La grandezza e modernità di Tintoretto, scritto proprio dal nostro Barbantini, e un secondo saggio che immediatamente ci dà l'altro grande termine, Tintoretto e Aretino. E Tintoretto e Aretino è scritto da Lorenzelli mentre si inframmezzano, come vedete, le pubblicità di tutti i musei veneziani, perché la logica era quella di una logica unitaria. La mostra è il Museo Vetrario di Murano, ma sono anche le gallerie dell'Accademia, la Galleria Franchetti alla Cadoro, ovviamente la Querini Stampaglia. Sono i cataloghi delle mostre veneziane che ci vengono squinternati dal 1922, significativamente la prima mostra di Barbantini e l'inizio di tutta questa storia. E poi c'è questa deliziosa notarella. Il secondo numero di questa rivista verrà pubblicato il 1° aprile. Sarà inviato in omaggio a chi lo richiederà, accludendo il rimborso delle spese postali alla segretaria della mostra di Tintoretto, H. Farsetti. Quindi un meccanismo di comunicazione assolutamente formidabile. Il secondo volume ricalca pari pari il primo, e ovviamente qui abbiamo un approfondimento archivistico, perché Barbantini sottolineava il fatto che la mostra deve divulgare, ma abbiamo bisogno da parte d'archivio, dei grandi restauri affidati a Mauro Pelliccioli e di una vita di Tintoretto affidata a Mari Pittaluga. Osservate anche le immagini, abbiamo il racconto del mondo femminile di Tintoretto qui ben espresso, e poi ci si sottolinea che per la mostra di Tintoretto, già come è avvenuto per Tiziano, saranno pubblicate tante belle cartoline. Allora, le tante cartoline, vi mostro la prima di Tiziano e le altre di Tintoretto, arrivano a una tiratura di quasi 600.000 e ne vengono vendute 500.000 di copie. Il tutto in una mostra che inizia il 25 aprile e finisce il 14 novembre, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18, il costo del biglietto è di lire 10, ma ci sono tutta una serie di sconti. Il biglietto unico Capesaro Scuola Grande lire 12, e il 14 novembre abbiamo la giornata popolarissima, cioè Capesaro e San Rocco a lire 2, catalogo lire 4, 12 cartoline a 50 centesimi e soprattutto il catalogo economico. Allora, il catalogo costava 15 lire e ne vengono fatte 7 edizioni. Il catalogo in versione economica costa 3 lire a 2 edizioni, del catalogo vengono vendute 30.000 copie. Allora, sapete che noi oggi tendiamo a dire la mostrofilia nasce con Mantegna, la grande mostra di Mantova.
che non si è avvicinata neanche lontanamente a questi numeri, a questo meccanismo di comunicazione, ma Mantova è in Lombardia e nel cuore di un'italianità ben lontana da Venezia, per l'appunto. Nello stesso tempo, che cosa avviene con questa mostra? Qual è il computo finale dei visitatori? 250.000 visitatori a pagamento. Allora, Tiziano 2 anni prima è arrivato a quanti visitatori? 180.000. Tintoretto l'ha letteralmente surclassato. Ma l'ha surclassato perché è cambiato il modo e la capacità di comunicare di Barbantini. Un Barbantini che in fondo arriva a questo, e anche questo penso sia molto significativo per tutto quello che è accaduto dopo. Ci dice che il Rinascimento non può essere riassunto più divinamente che dalla conclusione che ne dia Tiziano. E perché l'arte moderna non poteva assordire dai desideri di Dio, un iniziatore più clamoroso e più virtuoso del Tintoretto. Allora, un Tintoretto di cui Barbantini racconta una mostra in rottura rispetto a quelli che sono i dettami del grande convegno sulla museografia del 34 di Madrid, quel convegno che ha reso un'icona mondiale la nostra museologia di Scarpa, di Albini, dei BBPR. E Barbantini cosa fa? Fa esattamente il contrario di Scarpa, Barbantini e BPPR, allestisce tutto su tendaggi di velluto, recuperando un modello ottocentesco e attualizzandolo rispetto alla modernità. Nello stesso tempo scatena ovviamente la pubblicistica successiva, allora il Tintoretto di Lino Cappuccio, ma che apre anche ovviamente la prima grande monografia moderna, quella di Coletti, che ci racconta un Tintoretto né rettilineo né parabolico, con oscillazioni e ritorni con andamento spiralico e le volute deviazioni dalle quali risulta il complesso polimorfismo, ma anche ovviamente la stroncatura, diciamo così, di Roberto Longhi, che è sì da un lato stroncatura, ma anche, forse non va presa tanto come un giudizio critico, ma l'idiosincrasia per Barbantini e tutto quello che questa Venezia voleva ovviamente dire, su cui poi ci sarà la risposta clamorosa della Giovinezza di Tintoretto del 1950 di Rodolfo Pallucchini, che ci spiega come in fondo la situazione artistica di Venezia non va vista più come una muraglia cinese rispetto a ciò che avveniva nel resto d'Italia e che darà vita immediata a quella meravigliosa mostra, mai troppo ricordata, anzi cancellata, un po' come il nostro Sartre, che è la mostra che fece Anna Forlani al Gabinetto di Disegno e Stampe degli Uffizi, dedicata ai disegni di Tintoretto, in cui c'è sostanzialmente tutto quello che poi noi abbiamo raccontato nei decenni successivi, tanto che verrà ripresa dalle Corpus en Images al Louvre nel 77, darà vita alle immagini del Tintoretto dell'84, al volume ovviamente di Tintoretto e i suoi incisori. Un Tintoretto che ormai è entrato, grazie a questi modelli, nel mercato delle mostre. Quindi, certo, 3 sono le monografiche, ma potete contare oltre 80 mostre in cui sono apparse le opere di Tintoretto, a partire da qui l'Art Museum di Cleveland, per andare a una grande casa d'aste che si permette di esporre la lavanda dei piedi, e qui Thomas Agnon Son nel 1958, ma darà vita poi anche a tutta l'esperienza ovviamente di Colnaghi, ampiamente portata avanti dall'Illustrated London, un Tintoretto che diventa il protagonista delle grandi d'aste del principio degli anni 60, un Colnaghi che non ha dimenticato queste sue radici degli anni 50, tanto che sapete da lui è passato il David Bowie Tintoretto, che abbiamo visto qualche giorno fa arrivare in una cassa in cui c'è proprio, ovviamente non Tintoretto, ma David Bowie a pubblicizzarlo, e come vedete la foto iconica che sta girando ormai da settimane è quella che viene accompagnata dalle dichiarazioni del direttore del Rubenhuis di Anversa, che ci dice: ma quando abbiamo esposto il dipinto di Tintoretto poco dopo la vendita,
e ribattezzato da stampa i David Bowie, abbiamo avuto un aumento dei visitatori al 30% e per tanti di loro era la prima volta all'interno di un museo. Quindi vediamo che i nostri mercanti veneziani al Tempio hanno seguito bene il tutto. Come in fondo questa logica era permeata nel mondo anglosassone. Il Life nel 1951 esplode la Sacra Famiglia dei San Rocco nella copertina natalizia e Epoca ne fa sostanzialmente la 15ª puntata del documentario sui maestri dell'arte italiana, tanto che Tintoretto diventa il protagonista dei furti degli anni 50 nei romanzi d'appendice e da ferrovia, ma anche per l'appunto il protagonista delle figurine date con i formaggini tedeschi, o ovviamente la motonave Tintoretto che solca la linea adriatica tra Italia, Jugoslavia e Grecia, mentre, ahimè, il biglietto deve dividerlo, in questo caso con Tiziano. Ma accanto a questo è il Tintoretto che diventa l'icona pop di Venezia. Allora, le bretelle, le Glon del 1900, significativamente 38, per cogliere immediatamente la mostra dei Barbantini, ma il Tintoretto della moda prêt-à-porter spagnola degli anni 2007, e adesso capiremo perché, ma c'è anche l'Eau de Tintoretto in Francia, e non possiamo perdere noi italiani il brandy Grand Bouton, solo 225 bottiglie significativamente dedicate al rarissimo Tintoretto di Venezia, e concludiamo con il riflessante per barba Tintoretto dal irisé al verde all'arancio intenso, che ci si spiega sono la tavolozza di Tintoretto. Ebbene, tutto questo in fondo è l'altro specchio della medaglia di un altro testo straordinario, che è il testo di Anna Laura Lecpi, che ci ha raccontato una storia del gusto un po' meno goliardica di quella che avevo messo in scena io, e che in fondo trova il suo acme negli antichi maestri di Thomas Bernhard. Tutto questo è quello che in fondo è la mostra del 2007 di Madrid. A 70 anni una Spagna che recupera e riprende, come sapete, con Miguel Falomir, con Ilkman ed Eccles, esattamente quello a cui eravamo giunti nel 1937, ovviamente aggiornandolo ai dati scientifici che possiamo portare oggi, e c'è stato poi questo straordinario convegno, i cui atti vengono pubblicati nel 2009, che rappresenta il più significativo passo di aggiornamento, e la mostra del 12 alle Scuderie Quirinale, in cui, serriandolo con Antonello, Bellini, Lotto e Tiziano, si è tentato appunto di risottolineare esattamente quello che Barbantini ci aveva raccontato, in questo caso andando a analizzare le 52 opere proposte in infrarosso, così da collegare la parte grafica con la parte poi esecutiva, andando anche a rimettere in luce i problemi, quindi il taglio che sapete c'è stato del trasporto del corpo, con questa fetta rimasta ad esempio in Galleria Accademia che ci spiega la parte mancante, ma anche vediamo bene in infrarosso come il nostro Tommaso Rangone abbia avuto un ruolo certo primario, ma ben, come abbiamo visto, discusso nella sua posizionamento ben successivo rispetto all'idea originaria. Nello stesso tempo è la mostra che andava negli stessi anni, e vi metto questi dettagli perché vi fanno capire immediatamente dove voglio arrivare, con quanto avviene in Biennale nello stesso anno, cioè l'esposizione dei 3 Tintoretto all'ingresso della Biennale, con un discorso che anche questo ormai trito e ritrito è barbantiniano, di recupero del Tintoretto e la contemporaneità. È la mostra che la Scuola Grande ha dedicato al rapporto Vedova-Tintoretto, con questa immedesimazione quasi di vedova rispetto a Tintoretto che è decisamente impressionante. E tutto questo
ovviamente arriva all'oggi. L'oggi l'abbiamo preparato in modo non differente, se ci pensate a quello che fece Barbantini, quindi i documentari che si sono susseguiti nel corso degli anni dedicati a Tintoretto, che hanno portato al film Sky, ma anche, che adesso vedremo, a un graphic novel, quindi uno di quei mezzi di comunicazione più utilizzati nell'ultimo decennio, che anche questo in realtà non si presenta poi tanto originale, considerando come nel fumetto il nostro Tintoretto era ovviamente entrato con la figlia di Tintoretto, ma se osservate sulla tavolozza c'è la nostra Madonna degli Alberetti di Bellini, con la classica confusione che si trova, diciamo così, nella divulgazione più ampia. Ebbene, mostre che hanno riportato Tintoretto ovviamente nel solco della più ampia divulgazione, quindi la mostra di Roland Krischel che ritroviamo in Blau, la mostra di Washington celebrata in Arte in America e celebrata soprattutto da New Yorker. E vorrei concludere proprio con come il recensore del New Yorker ha parlato di quella mostra. Potrei ubriacarmi di Tintoretto, l'altro giorno l'ho fatto e sono venuto via convinto che questo maestro veneziano del Cinquecento possa anche forse non essere il più grande dei pittori esistiti, ma è per me attualmente l'unico che sia in grado di alimentare ancora la mia fiducia nell'arte come strumento per ridare forza al mondo. Ebbene, parafrasando, non è distante da quanto ci raccontava il nostro Nino Barbantini con altre logiche e tendenzialità, e in fondo la celebrazione massima di Tintoretto è arrivata dalla NASA, perché questo è il cratere Tintoretto accanto ai crateri Tiziano e Bellini, quindi vediamo che stiamo ricostruendo la nostra logica che ovviamente campeggia su Marte, e quindi il nostro futuro è riraggiungere il nostro Tintoretto in altre dimensionalità, ma anche sottolineare come effettivamente quello che venne fatto a Venezia nel 1937 e la sua preparazione e il suo prosieguo sono ancora una lezione fondamentale per noi. Grazie. Temevo fortemente che l'ultima recensione precludesse il vino Tintoretto, visto che era di ubriacarmi di Tintoretto, quindi il Cancelliere in Grando ha tutti gli spunti per una corporate identity da sviluppare come brand su Tintoretto. Segnalo anche che c'è una stella dedicata a Tintoretto, perché in astrofisica una delle stelle, una galassia non la ricordo, è dedicata proprio a Tintoretto. E l'escursus è stato molto brillante, molto interessante, e devo dire che viene fuori in maniera molto lampante, proprio molto evidente, che la stessa messa in mostra di qualsiasi opera d'arte è già critica di per sé, è già Barbantini ce lo insegna, è già mostra di ars proprio exibendi. E l'ultimo accenno riguarda proprio a un'altra espressione che l'architetto Posocco prenderà. Tintoretto come sorriso di Dio è una delle endiadi più belle che possono essere create come definizione, come apparato definitorio di questo nostro artista. Bene, io devo ringraziare, non so se c'è il professor Rotaglio, il Cancelliere Grando, che vogliono introdurre poi il video che vedremo. Bene, allora grazie e noi proseguiamo. Grazie ancora ai nostri illustri relatori. Sì, grazie.